La vita scorre sull'acqua. Per secoli le acque, siano esse dei fiumi o dei mari, apparentemente elemento di divisione, sono invece state le principali vie di comunicazione che hanno favorito scambi e commerci. La storia dell'umanità ce lo insegna. I fiumi, da tempi lontanissimi, sono stati utilizzati per il trasporto di merci d'ogni tipo, compreso il legname utilizzato per scopi civili e militari. Lo sfruttamento delle nostre foreste è conosciuto fin dai tempi dei Greci e degli antichi Romani. Furono i dendrofori romani i precursori degli zattieri, di cui si ha testimonianza fin dai primissimi secoli d.C. Lungo il fiume Piave sono stati trovati alcuni cippi riconducibili all'attività dei dendrofori ed in particolare uno a Belluno dedicato a Marco Carminio Pudente, capo del Collegio dei Dendrofori, risalente al 200 d.C. Già in quell'epoca il legname veniva trasportato in questo modo fino ad Altino, porto romano sulla laguna. La necessità di sfuggire ai saccheggi che nell'Alto Medioevo si ripetevano ai danni delle popolazioni locali hanno portato queste a riparare tra le isolette della laguna, utilizzando quindi l'acqua come elemento difensivo. È iniziata così un'immensa opera di palificazione, sulla quale sarebbe stata fondata nel corso dei secoli la splendida ed unica città edificata interamente sul mare, Venezia. Per le esigenze civili e per quelle navali della Serenissima fu straordinario l'impiego delle risorse forestali del Bellunese, dando sviluppo ad un'economia articolata lungo l'asse fluviale del Piave, dal disbosco alla lavorazione del legname, al trasporto dello stesso lungo le vie dell'acqua. Buongiorno, buongiorno. Avete visto queste radici del nostro territorio bellissimo, questo legname? Adesso con tanto non riusciremo più a fare niente, una volta con poco vi faceva tutto. Boh, se qualcuno mi spiega come case sta storia. Il problema è che i nostri diversamente giovani, come li chiama Mirella, vivono con delle pensioni bassissime, gli operai con stipendi da fame. Io mi domando se qualcuno ha intenzione di capire che è ora di cambiare registro. In Francia hanno capito questo, la prima cosa hanno detto aumentare gli stipendi. Vediamo in Italia, soprattutto le pensioni per i diversamente giovani, che alla Mirella, sapete, stanno molto a cuore, assieme ai ragazzi speciali che sono i diversamente agili. Allora vi presento subito Vigilio Biscaro, grazie di essere qui Vigilio, inizierei proprio con Vigilio. Cosa sta succedendo Vigilio e com'è la situazione? Mamma mia, grazie Mirella. Pensionati CGIL, no a caso, no a caso. Di avermi invitato perché sì, rappresentando quel mondo là dei diversamente giovani, comunque degli anziani, io mi sono fatto tante domande in questi anni, non solo in questi ultimi 2, ma negli anni anche precedenti, perché non riesco a capire come mai il nostro paese non sia in grado di fare quello che invece altri paesi europei fanno, e cioè raggiungere un minimo di stipendio che possa dare la garanzia a una famiglia, non dico di ritornare agli anni 60, agli anni 70, dove un componente della famiglia lavorava e manteneva tutti. Io non dico di arrivare là, ma di arrivare a un'autonomia sia dell'uomo, sia della donna e sia dei figli, in modo tale che questi possano avere un futuro di fronte più roseo. Il problema è che per questioni, io credo solo politiche, non credo proprio di invidia, di cattiveria. Per questioni politiche le proposte che sono state fatte seguendo altri paesi europei sul cosiddetto salario minimo non sono mai state accettate, neanche le proposte che venivano da forze politiche, in questo caso le mescoliamo insieme, che siedono in Parlamento, sono state accettate.
E questo va contro invece la linea che l'Europa si è data, che i paesi più avanzati europei si sono dati. Hai fatto riferimento alla Francia, va benissimo, ma le cose che i paesi europei fanno in modo positivo, perché noi non riusciamo a copiarle? Perché le fanno altri? Facciamo noi. Benissimo, noi abbiamo fatto delle proposte che aiutano la contrattazione collettiva, perché diciamo sotto una certa cifra la mettano i partiti la cifra, ma io mi dico sotto i 9 euro l'ora possiamo andare sotto i 9 euro l'ora lordi, non è possibile lavorare in Italia. Perché abbiamo visto cosa significa invece il caporalato, la schiavitù, che lì pagano proprio 2-3 euro all'ora. Anche qui in provincia di Treviso non solo. Allora, perché non si fanno queste cose qui? Perché si accampano, come posso dire, politiche contrattuali di aiuto alla contrattazione che poi alla fine strucca si risolvono come parole e basta. Se invece io sindacato, e parlo come sindacato unitario, ho la certezza che se vado a contrattare per le guardie giurate, che se vado a contrattare per il pulimento, per esempio, se vado a contrattare con le persone che si prendono cura dei nostri ammalati, dei nostri anziani, eccetera, io sono sicuro, in virtù di una legge, che sotto quella cifra le nostre controparti non possono andare, bene, io faccio un salto, diciamo, di civiltà enorme nei confronti di tutti, e dopodiché chi sta meglio sta meglio. Lasciami fare una battuta, Mirella, il contratto dei bancari si è risolto con un aumento di 430-450 euro lordi al mese. Al mese, ecco. Io non dico che tutti i contratti nazionali devono avere questi aumenti, ma bisogna capire che il gap che abbiamo con la Francia e con la Germania di 800, di 1000 euro al mese è troppo, e perciò dobbiamo far sì che queste persone, questi partiti, il governo in primis, capisca che le nostre non sono rivendicazioni che vanno contro il governo, vanno a favore invece di una società che deve essere ben osservata da tutti, perché quello che è venuto fuori dalle elezioni europee ci dice una cosa che a me ha fatto male quando l'ho letta nelle ricerche, e cioè che le famiglie in Italia non riescono da un anno all'altro a finire le loro spese, ma devono intaccare i risparmi. Vedono in prospettiva, ma siamo sull'ordine del 60-70%, la ricerca che io ho visto, l'ultima che è stata fatta a livello nazionale. Devono intaccare i risparmi, vedono un futuro nero per sé e anche per i loro familiari, e non hanno fiducia delle istituzioni europee. Allora, io capisco che ragionando in una regione, in una provincia dove tante battaglie sono state fatte per l'autonomia, eccetera, io capisco che guardiamo più all'interno nostro, ma noi non possiamo dimenticare che ormai la competizione a livello mondiale non si fa tra regioni o macro regioni, si fa fra stati, e perciò dobbiamo dare una mano all'Europa perché possa dare queste risposte e competere con gli altri stati. I pensionati, lasciamelo dire, i pensionati, questa fascia di persone sono quelle che in due anni hanno lasciato al governo circa 10 miliardi che poi ha gestito come ha voluto, perché non ricalcolando le pensioni in base a un accordo che c'è, a una norma, non perché abbiamo potere contrattuale chissà, noi abbiamo visto decurtare le pensioni, quelle che hanno alla loro base contributi realmente versati, cioè quelli che vanno in pensione con 43 anni o con 42 anni di lavoro e di contributi pagati. E poi
si dice alle persone che aumentiamo le pensioni minime o le pensioni sociali. Io so che adesso dirò una bestialità per tanti, io non sono mica d'accordo su questo. Io sono d'accordo che nel momento in cui lo Stato verifica che chi ha avuto dei contributi ha la sua pensione, chi non ha avuto contributi o ci sono soldi, oppure andiamo a verificare perché non ci sono contributi. E non ci sono contributi perché la maggior parte di queste persone, non lo dico io, lo dicono le ricerche e Alberto Brambilla, che tutti conoscono come studioso. Noi abbiamo milioni di persone che fino ai 65 anni o ai 67 anni sono, come posso dire, non vengono rilevati né dall'Agenzia delle Entrate né dall'INPS né da nessuno. Perché? Perché sono nell'ombra. Allora dimmi te, se nel momento in cui noi dobbiamo fare i conti con il bilancio statale che è in rosso, col deficit, con il patto di stabilità che adesso viene rimesso in moto, se non abbiamo queste risorse qui, andranno sempre a, come posso dire, togliere risorse da chi invece non ha più potere contrattuale, come i pensionati. Io spero che la legge finanziaria che cominceremo a discutere a settembre, al di là di quello che ha detto Giorgetti ieri e l'altro ieri, al di là di quello che sta dicendo Bruxelles, attenzione Italia, perché sei fuori sia come debito e sia come deficit nel tuo bilancio, devi rientrare in un determinato numero di anni. Al di là di questo dico, sediamoci a un tavolo, le parti sociali con il governo, le parti sociali, i datori di lavoro e i sindacati, e vediamo dove possiamo attingere per avere, come posso dire, queste risorse qui. Noi siamo in grado di fare servizi, di fare, come posso dire, di dare una mano, di fare solidarietà e di fare dei sacrifici, ma li facciamo, lo dico apertamente, lo facciamo per le nuove generazioni, non lo facciamo per chi non paga le tasse, non lo facciamo per chi non paga i contributi dei lavoratori, che invece vengono guardati di buon occhio da una certa compagine o, se volete, una alleanza politica. Questo è quello che dico io. Dopo quello che è avvenuto in Europa e dopo quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni in Italia. Attenzione, la cosiddetta pace sociale o ha un riferimento chiaro, come posso dire, ben definito, con degli accordi che tutti rispettano, oppure ognuno guarda il proprio tornaconto. E guardare il proprio tornaconto da chi sta malissimo, da chi non è in grado di lavorare, a chi invece è in grado di lavorare bene, eccetera, il profitto lo porta e lo tiene per sé. E perciò il bene comune non è più un bene comune, ma un bene per pochi. Allora salutiamo anche un medico, un pediatra, perché non ci facciamo mancare niente. Saluto il dottor Ruffato. Buongiorno dottore, grazie di essere qui. L'ho invitata perché veramente ogni giorno qualcuno si alza e ne pensa una per farci perdere il buon senso. Ecco, non si devono vaccinare i bambini soprattutto, no, perché non ci facciamo mancare niente. Ha sentito, ecco, non l'obbligatorietà, c'è un aumento di morbillo che veramente comincia a impensierire. Senta, lei è un medico, una persona per bene che cerca anche di far capire l'importanza del buonsenso, come ha fatto Vigilio Biscaro per quanto riguarda le pensioni, i pensionati, che veramente in un paese che dovrebbe essere un paese civile e democratico non dovremmo avere queste cifre. Ma secondo lei si può fare un'uscita del genere in un momento terribile, in un momento dove ci ha fatto capire che dopo 3-4 anni stiamo ancora parlando e qualcuno si deve ancora vaccinare perché abbiamo le fragilità che sono comunque a rischio? Prego, dottor Ruffato. Ma questa proposta ci ha sorpreso molto, perché effettivamente è stato lanciato un allarme proprio quest'anno della ripresa del morbillo. Noi abbiamo avuto in Italia più di 500 casi da gennaio fino al 31 di maggio di quest'anno e un 30% è stato gravato anche da complicanze non proprio banali. Naturalmente questa proposta
ci ha spiazzato perché l'obbligo vaccinale ha permesso di recuperare una quota di bambini che per molti motivi non si erano vaccinati, e aumentando la copertura che fino al 2017 aveva avuto una progressiva caduta ed era arrivata a livelli preoccupanti. Ricordiamo che se per il morbillo la copertura non arriva al 95%, a mano che si scende si formano delle sacche di bambini che non immediatamente ma nel tempo, quando il virus comincia a circolare, possono portare la malattia. Ricordiamo che abbiamo avuto degli anni orribili per il morbillo, con dei morti anche in Italia relativamente recenti, già nel terzo millennio, e quindi ci si dimentica probabilmente di questi e ogni tanto la scarsa memoria porta a fare proposte come queste. Naturalmente noi cerchiamo di tenere la barra dritta e di avere un rapporto di fiducia con i nostri pazienti, che non attraverso l'obbligo ma attraverso il colloquio continuo e anche le informazioni che le migliori evidenze scientifiche ci danno possano portare i genitori alla scelta consapevole. Ricordiamo anche l'emergenza per tosse. Quest'anno abbiamo avuto un aumento di casi di pertosse decisamente preoccupanti. Ricordiamo che la pertosse è una malattia gravissima per il neonato. Il neonato non può essere protetto fino a quando non arriva al terzo mese e comincia a vaccinarsi lui stesso. La strategia attuale, naturalmente, è quella di mantenere il neonato protetto grazie alla vaccinazione degli altri, ma soprattutto grazie alla vaccinazione della mamma, che dal terzo trimestre di gravidanza può essere vaccinata in maniera tale da avere degli anticorpi, diciamo, freschi, che possano permettere al neonato di essere protetto qualora magari il fratellino potesse avere la pertosse e quindi contagiarlo. La pertosse è una malattia gravissima nel neonato. Abbiamo avuto diversi neonati purtroppo tutti non vaccinati, finiti in terapia intensiva a causa delle crisi di pertosse che porta a un'apnea, addirittura alla rottura del polmone, un'alimentazione insufficiente. E quindi è chiaro che proposte come questa ci portano indietro nel tempo e non sono proposte di libertà, ma sono proposte che sono legate probabilmente a quello stato di incoscienza che molti genitori non hanno, perché sono spinti da delle emozioni magari che gli fanno pensare che la vaccinazione sia una cosa pericolosa. Quindi ecco, noi bisogna che la società civile, noi pediatri, i medici, cerchiamo di accompagnare i genitori che di fronte a questi messaggi naturalmente possono uscire sconcertati. Di più direi, la ringrazio dottor Ruffatto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cominciamo dal dottor. Volevo dire al dottor, se lo ricorda meglio di me, mio zio era un pediatra, Montesanto, non so se lo va conosciuto. Va bene, oh, caspita, me lo saluti perché era un caro amico. Pensa che povera gente che non aveva soldi veniva a farci la gita, non che toglieva niente. Pensa. Una carissima persona, veramente una carissima persona. I medici della volta, va bene, benissimo. E poi voglio dire, dottor, nel 50-55, qualcuno mi dite che nasceva i putei malfatti, con tutte le malattie possibili e immaginabili, giusto? I genitori non li portavano neanche a sopra, chi si vergognava. Col vaccino dovremmo vedere questa malattia qua, e quel delinquente della Lega che vi dice non si deve vaccinare, quello non si è a posto con Sardegno. Cara Lega, gente del partito vostro così, buttei scoasse che non serve a niente, vi fa mangiare solo che voti sia. Ascoltami, ma come può dire una roba del genere, che i fiori se qui da curare più di tutti, perché se l'avvenire sarà il futuro del nostro paese. E non lo a vaccinarli, obbligarli, e che metti in testa i genitori non vaccinarli. Che Dai Rinaldo, veloce perché sennò non ce la faccio, vai. E dopo che dico,
al sindacalista, guarda, io non credo che vive, ma purtroppo è una battaglia persa, perché i giovani non gli interessa più niente. Qui, insomma, una volta negli anni 60 i giovani andavano da basso in strada, faceva il corteare con le serie di Selva che bastonava la gente che faceva sciopero. Adesso non vede più nessuno, e a festa del lavoro non vede niente, e a festa di questo non vede niente, non viene più riconosciuto niente. Adesso vede split, vede fascisti e non vede altro. Cara Mirella, ti saluto, buongiorno a te e ai suoi ospiti. Allora, siccome abbiamo parlato di pensioni, di lavoratori e anche di pensionati, andiamo a sentire cosa diceva la CGIA di Mestre, proprio più pensioni che lavoratori, era il 2023, sentiamo come commenta Vigilio Biscaro nel 2024, andiamo a vedere il servizio. Più pensioni che stipendi. Se a livello nazionale il rapporto ormai è di 1-1 e nel Mezzogiorno c'è già stato il sorpasso, il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni che presenta ancora il saldo positivo, più 14.000, nel confronto tra il numero delle pensioni erogate e quello degli occupati registrato nel 2022. A dirlo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che però rileva anche come la Venezia Giulia si allinei al dato nazionale, mentre a Trieste il saldo è in pareggio, a Gorizia è addirittura negativo, meno 2.000. Quando un territorio registra una popolazione sempre più anziana, avvertono gli artigiani, potrebbe avere nei prossimi decenni seri problemi a far quadrare i conti pubblici, in particolar modo a causa dell'aumento della spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e di assistenza alle persone. A Pordenone e Udine gli occupati superano il numero delle pensioni erogate. A Trieste e Gorizia invece la situazione è di segno opposto. Ormai abbiamo più pensioni che occupati. E nei prossimi anni la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Per evitare che la sanità, assistenza e previdenza implodano, bisogna incentivare l'occupazione femminile, aiutare di più le mamme giovani, le famiglie con figli e i minori. Va altresì segnalato che con una presenza di over 65 molto diffusa, alcuni importanti settori economici potrebbero subire contraccolpi negativi. Con una propensione alla spesa molto più contenuta della popolazione giovane, una società costituita prevalentemente da anziani rischia di ridimensionare il giro d'affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo. Allora, segretario Biscaro, lei è segretario generale della CGIL Treviso, Sindacato Pensionati Italiani, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, perché parliamo di questo oggi. È passato un anno, abbiamo sentito i numeri, erano già preoccupanti quando sentivamo nel 2023. Cosa sta succedendo? Qualcuno ha ascoltato oppure sentono ma non ascoltano, come dico sempre, che è diverso? Perché voi vi sedete al tavolo anche governativo. Io vedo Landini che è sempre arrabbiato di più, perché non si va avanti, cioè non si risolve il problema. Ma non è il problema del tavolo della Meloni, è sempre stato il problema gli stipendi, le pensioni, aumenti di 10 euro, 5 euro, 20 euro, ma quando arrivavano 20 euro sembrava che avessi toccato il cielo con un dito se arrivavo. C'è qualcosa che non va, cosa è che sta succedendo che non si rendono conto che questo paese sta scoppiando se non aumentano le pensioni e gli stipendi? Mirella, io non aggiungo nulla rispetto all'ultima affermazione che hai fatto, se non aumentano gli stipendi e le pensioni. Però la nostra è una malattia che è datata e riguarda due questioni sostanzialmente, che noi, senza allargarci all'Italia, ma che noi qui a Treviso stiamo osservando, dico, da 5 anni. Un problema è la demografia, e l'altro problema è la denatalità. Sulla demografia la CGIA ha ragione e purtroppo il futuro è nero. Gli over 65, se oggi rappresentano circa il 20%, rappresenteranno il 40% della popolazione fra 30 anni. Se la denatalità continua con questo trend, e noi, per nostra fortuna, e lo ribadisco unitariamente con i comuni, ci incontriamo ogni anno e facciamo col nostro ufficio studi e ricerche, verifichiamo, analizziamo l'andamento dei nuovi nati, l'andamento dell'aumento della popolazione anziana, l'andamento degli stranieri con gli stessi parametri. Allora,
al di là di questioni politiche, io parlo dal punto di vista sociale ed economico. Se non avessimo avuto i migranti che sono entrati qui in Italia a Treviso, noi avremmo una situazione ancora peggiore, e questi per la maggior parte sono nella fascia 15, diciamo 16 anni fino ai 64, cioè l'età di attività, l'età attiva, l'età in cui tu vai a lavorare. Quello che fa specie è che anche chi è venuto in Italia in questi ultimi anni ha capito e ha sbagliato, secondo me, a conformarsi alla nostra situazione, perciò non fare più figli e, come posso dire, avere dei nuclei familiari sempre più ristretti. Per adesso ce la facciamo, ma domani vuol dire fra 10 anni non ce la faremo più, e perciò tutti i soldi che il PNRR ci ha dato per la costruzione di asili nido, ma io non mi fermo qui, perché è vero, ne abbiamo lasciati parecchi lì, perché non siamo in grado di fare asili nido, va bene? No, io vorrei che appunto con il governo, e prima parlavamo delle parti sociali, riuscissimo a fare degli accordi per incentivare le nascite. Le incentivi, se fai lavorare nel modo corretto le donne con lo stesso stipendio per gli uomini, lo incentivi se fai stare a casa gli uomini come stanno a casa le donne per i figli quando nascono, quando sono piccoli, e qui bisogna essere trancianti, bisogna rendere obbligatorio il congedo parentale per l'uomo, perché sennò tutto va sulle spalle della donna. E non va più bene, ma non va più bene così civilmente, non va più bene anche economicamente, perché alla fine la donna dice: io figli non ne faccio più, perché se faccio figli il primo l'azienda magari me lo accetta, il secondo comincio già ad avere dei problemi e perciò magari devo anche lasciare il lavoro. Gli uomini, i papà, devono fare i congedi parentali obbligatori come le mamme. Io la penso così, altrimenti non riusciremo a cambiare la china. L'altra cosa è quella proprio dei servizi. I servizi sono non solo asili nido, sono anche orari flessibili, sono anche permessi retribuiti o non retribuiti, ci sono dei contratti che guardano a questa roba qua, che fanno in modo che le persone possano prendersi cura della casa, dei figli e anche di chi magari il nonno magari o il papà o la mamma che è in casa con loro o abita a fianco. Perciò è vero, se noi traguardiamo la nostra popolazione italiana, siamo sotto i 60 milioni, credo 59 eccetera, nel 2040, oggi siamo nel 2024, saremo una popolazione di ultra settantenni, pochissimi nati, perché abbiamo ormai superato anche il limite di quando l'Italia risorgimentale è diventata un paese, l'Italia, no? Facciamo meno figli di quegli anni là, perciò 120-150 anni fa. Questo, più vecchi, più bisognosi di cure e meno risorse. Questa è la questione, e le risorse si trovano dove sono? Butto là, l'evasione fiscale non è un problema della CGIL, della CISL o della UIL, l'evasione fiscale è un problema dello Stato, e perciò è lo Stato che deve fare in modo che chi produce paghi le tasse come le paghiamo noi, pensionati e i lavoratori attivi. Sentiamo anche come commenta il dottor Bruno Ruffato questa denatalità che preoccupa. Ecco, cosa dicono questi genitori quando portano questi bambini? Perché anche curarsi diventa un problema, se non parliamo poi di problemi di denti di questi bambini. Cioè veramente è un problema grande anche curare i propri figli. Prego, ieri avevo il banco alimentare aperto, perciò capite che parlo perché vedo e sento quello che sta succedendo. Prego, dottor Ruffato. Quello che vediamo è una sempre maggiore insicurezza da parte dei genitori, che sempre di più hanno figli unici e tardivi,
quando appunto hanno figli. Quindi il fatto di avere dei bambini in età non proprio giovanissima chiaramente aumenta le ansie. È complesso il fenomeno, come diceva chi si occupa appunto di pensioni e di assistenza in qualche modo sociale. E abbiamo sempre di più dei bambini che si ammalano molto perché la socializzazione precoce, naturalmente imposta dal fatto che entrambi i genitori devono lavorare, porta questi bambini naturalmente ad esporsi molto precocemente anche a tutta una serie di problemi. Ecco che appunto anche il discorso che facevamo prima sulle vaccinazioni è centrale, perché naturalmente questi bambini ammalandosi anche progressivamente e spesso di malattie banali poi possono avere un indebolimento delle difese immunitarie che può portare anche, se non sono protetti, ad avere delle malattie piuttosto complicate e gravi. L'insicurezza quindi aumenta e vediamo appunto queste mamme, soprattutto perché diciamo che è sempre sulle loro spalle, o per la maggior parte sulle loro spalle, l'assistenza dei bambini, che sono stressate per il fatto che questi bambini, ammalandosi molto, hanno bisogno di assistenza da parte loro, e quindi ovviamente noi li aiutiamo producendo dei certificati che giustifichino la loro assenza. Però quando effettivamente queste assenze aumentano molto da parte dei genitori, chiaramente della mamma, chiaramente queste mamme non sono più delle lavoratrici così appetibili, e come si diceva bisogna proprio fare in modo che ci sia una situazione da parte di entrambi i genitori, soprattutto le mamme, che permetta loro di accudire i figli. Sono naturalmente famiglie adesso completamente diverse dalle famiglie in cui sono nato io, che ho i capelli bianchi, dove c'era appunto il papà che lavorava e la mamma che era a casa a badare a noi figli, insomma. E non abbiamo più il supporto dei nonni, perché i genitori sono spesso piuttosto non giovanissimi, e quindi anche i nonni che hanno una certa età non riescono ad accudire. Scusi, dottor Rufato, facciamo una parentesi perché poi devo andare anche in pubblicità, ma un discorso mi interessa molto. Ma non è che siamo proprio culturalmente indietro tra uomo e donna, perché qui si continua a parlare della mamma, e la mamma deve stare a casa, e la mamma. Vedo qualche cambiamento, se devo essere sincera, dottor Rufato, che riguarda le coppie giovani, fortunatamente. Là c'è qualche. Però dobbiamo smaltire tutti gli anni, che sono tanti, che doveva stare a casa la mamma, che la mamma ancora nel 2024, Biscaro, prende lo stipendio facendo lo stesso lavoro diverso dall'uomo, nel silenzio totale di quella politica anche femminile che avrebbe dovuto battere un pugno. E invece siamo a questo punto, che è ancora la mamma che deve rimanere a casa per accudire il figlio, e se i certificati sono tanto è il datore di lavoro che dice ciao, perché così non posso andare avanti. Ma le sembra che nel 2024, con le battaglie che sono state fatte, con quello che avete detto voi, medici, sindacati, siamo ancora nel silenzio totale? Perché ancora adesso gli stipendi sono diversi e le donne vanno a lavorare perché con un stipendio non ce la fanno più, ma non ce la fanno più neppure con due. Ve lo dice la Mirella, io ho famiglie che vengono al Banco Solidale a fare la spesa, perché siccome ogni tanto ne intervisto qualcuna, tanto per far vedere, perché loro vogliono anche parlare, non tutti si nascondono, non ce la fanno. 500-600 euro di affitto, mutuo, mangia, macchina per spostarsi, anche andare a lavorare, visto i trasporti che abbiamo che vanno alla grande, è vero, molto alla grande. Facciamo la navetta per andare all'outlet, ma non facciamo quello che serve. E, ad esempio, il sindaco che mi ha detto, Vigilio Biscaro, io ho presentato il progetto per l'asilo per i fondi del PNRR, con PNR progetto, non mi è passato, eppure era un progetto bellissimo. Allora capite che c'è qualcosa che non torna. Pubblicità. In linea Nadia da Treviso. Ciao Nadia.
Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al sindacalista. Allora, una volta davano la pensione alle casalinghe. Sì, Non l'hanno mai data. come no? Quando l'hanno mai data? Lei ha una pensione da casalinga? No, una volta le ho detto, no adesso. Non vi risulta, Io so Nadia? che quando Non vi risulta? raggiungevano 65 anni le davano una pensione minima, perché l'ha percepita anche mia mamma. No, sì, se non è nulla tenente, sì, ma non è la pensione della casalinga, è un'altra Ma cosa. comunque, È la alle è la pensione casalinghe, sociale. allora, fanno da mangiare, lavano, stirano, puliscono, tutto, anche da dottori, perché facciamo anche da medico, per i figli e per il marito. Il marito quando viene a casa dal lavoro si siede in poltrona o in sedia e aspetta il mangiare. Allora diciamo, abbiamo voluto le parità di diritti, però non vedo nessuna parità, nessuna. Le casalinghe sono sottomesse e dobbiamo provvedere anche a loro, perché non vanno a lavorare, non perché non vogliono, ma a casa il nostro lavoro non è di 8 ore o 4. Su 24 ore lavoriamo, andiamo a letto all'1, ci alziamo alle 6. Allora, questa di dare qualcosa a queste povere donne, possiamo provvedere. Non richiedere che le hanno tolto il vitalizio, poi c'è stato un avvocato che li hanno riavuti e anche con gli interessi. Ma insomma, queste cose voi sindacalisti, sindacati, dovete battervi per noi casalinghe. Grazie, arrivederci e buona giornata. Sempre combattiva e guerriera la nostra Nadia, che fa casalinga da una vita e dice quello che lavoro e quanto lavoro. Eppure se ne era parlato anni fa, Vigilio, poi è andato tutto come al solito, si era tutto parlato affievolito. in relazione a una contribuzione Sì. di cui si doveva fare carico lo Stato per poter dare una risposta non come pensione sociale, ma una risposta per il lavoro casalingo. Nadia, a me dispiace la situazione nella quale vivi, però io penso che, e ho i capelli bianchi anch'io come il dottor Rufato, che dal punto di vista culturale abbiamo fatto dei passi in avanti enormi. Se io guardo la mia famiglia, io adesso sono in pensione, tutti e due lavoriamo, mia moglie purtroppo deve lavorare ancora perché la pensione la prenderà a 68-69 anni di età, però i lavori casalinghi, cosiddetti casalinghi, ce li siamo sempre divisi. Ecco, io Nadia partirei da qua. Dobbiamo educare i nostri figli e i nostri figli devono educare a loro volta i loro, perché all'interno della famiglia non c'è il lavoratore maschio che va al lavoro e poi si siede in poltrona. Io non mi sono mai seduto in poltrona quando tornavo a casa dal lavoro, ho sempre dato una mano e mia moglie ha dato una mano a me, ci mancherebbe altro, ma questo potrebbe essere un discorso come posso dire, teorico. No, la formazione, e cioè quando andiamo a scuola fino a quando poi andiamo a lavorare, questi concetti devono essere ben chiari in testa sia all'uomo e sia alla donna. Oggi più all'uomo che alla donna. E poi certo. C'è assolutamente l'intervento dello Stato. Ma anche qui, lasciamelo dire Nadia, lo Stato, qualsiasi governo sia stato al governo del paese finora, lo Stato dice sempre che non ha i soldi per poter pagare i lavori delle casalinghe. E allora eravamo arrivati a fare un'assicurazione contro gli infortuni eccetera, ma
oggi come oggi il lavoro di casa, chiamiamolo così, è un lavoro che non risulta come lavoro. Il lavoro invece domestico non risulta. È proprio un lavoro. È un caporalato, il lavoro domestico è un caporalato. Allora abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano, veloce. Buongiorno signora Mirella, Buongiorno. lei è ospite, velocissimo, buongiorno. Senti, io ancora sento dire in TV che tutti questi ristoratori non trovano personale, non trovano nessuno. Io dico, ma il personale lo cercano perché lo vogliono pagare poco o lo cercano perché vorrebbero veramente pagare bene? Perché io sento in TV dire siamo disposti a pagare 2.000 euro. Guardate, se c'è qualcuno che mi offre 2.000 euro, io sono disponibile. Ho un'esperienza di 23 anni, lavoro il sabato e domenica, lavoro di Natale, lavoro tutti i giorni, quindi problemi non ne ho. Quindi se c'è qualche imprenditore che mi offre 2.000 euro, io sono qua, sono presente, siccome si lamentano in tanti, io dopo 23 anni con 6 scatti di anzianità prendo 1.300-1.400 euro al mese. E ancora è un attimo, prendo quei soldi perché ho 6 scatti di anzianità, se no prenderei 1.000 euro se tutto mi va bene. E quindi questo mi fa veramente ridere quando sento in TV che danno 2.000 euro. Beati loro. Poi per quanto riguarda anche le persone che devono arrivare a 70 anni, guardi, io ne ho 47, già 47 anni quel lavoro che faccio, già sono all'80% usurato, già sono a KO. Lei si immagini a 70 anni andare ancora a lavorare in cucina? Sì, ci andrò con l'autobulanza, mi metteranno lì nell'autobulanza, mi accompagnano al lavoro, poi finito il lavoro mi riportano a casa. Cioè, ma dico, ma alcuni lavori come nei cantieri, ma come fai a farli lavorare a 70 anni sopra il tetto? E poi parlano di sicurezza, ma dov'è la sicurezza? Ma una persona a 70 anni può andare a lavorare nei cantieri? Poi si sono folli. Alcuni lavori già a 60 anni dovresti andare via, perché arrivando a questo punto, quando andiamo alla pensione, il TFR ci servirà soltanto per il nostro funerale, purtroppo, se continuiamo ad andare avanti sempre con l'età sulla pensione. La ringrazio signora Mirella e mi scusi, buongiorno. Grazie Sebastiano, ho sentito anche le riflessioni di Sebastiano, però io vorrei chiedere al dottor Bruno Ruffato, visto che abbiamo parlato anche di giovani, ecco, ci sono giovani che vogliono intraprendere questo percorso di pediatra, perché è molto importante, anche molte donne, devo dire la verità, hanno scelto. Com'è la situazione dal suo osservatorio, dottor Ruffato? Cosa vede? Cosa si potrebbe fare di più per incentivare anche a fare questa professione i giovani? La nostra è una professione diciamo molto appetibile perché il territorio è una grande prateria che è stata colonizzata nel tempo da questa idea di una pediatria territoriale che ha pochi uguali in Europa, quindi ogni famiglia che ha bambini ha a disposizione gratuitamente un pediatra che segue i loro figli dalla nascita fino a 14, anche fino a 16 anni. E diciamo che quelli che hanno la mia età, quindi quelli che hanno cominciato a lavorare dopo la metà degli anni 80 e ormai sono a fine carriera, hanno praticamente fatto la storia della pediatria di famiglia in Italia e adesso siamo ormai arrivati alla fine della nostra carriera. Il ricambio c'è naturalmente ed è un ricambio per la maggior parte femminile, ma questo capita in tutte le professioni. Una femminilizzazione della medicina la vediamo naturalmente quando andiamo a fare una visita specialistica, quando andiamo dal medico di base o dal pediatra di famiglia, ma anche in ospedale, e questo chiaramente è un grosso passo in avanti che verso non solo la parità, ma io che sono un pediatra maschio mi sento quasi ormai una specie di panda che naturalmente è quasi in via di estinzione, no? Evviva le donne, dico io, non è un panda, evviva le donne, diciamo, che finalmente hanno trovato uno spazio. Allora, dottor Ruffato, siccome siamo in chiusura ormai, anche Vigilio Biscolo deve andare via, che appello vuole fare? Perché io l'ho chiamata proprio per questo, dottor Ruffato, prego. Ma l'appello è quello che si dovrebbe fare
che dovrebbe fare chiunque abbia fatto un lungo percorso con una professione così bella e entusiasmante come il medico. Quindi di affrontare questo periodo di studi e di formazione molto lungo. La formazione è continua, non bisogna mai smettere di studiare, di formarsi e di informarsi, con grande entusiasmo, perché nonostante le difficoltà che la professione ci mette di fronte tutti i giorni, chiaramente solo attraverso questo entusiasmo che deve rinnovarsi continuamente si può durare così tanti anni, che la professione del medico naturalmente è una professione che non finisce mai. Quindi io invito naturalmente i giovani a studiare, a impegnarsi, perché credo che la professione del medico, poi del pediatra, almeno sarò anche di parte, ma è la più bella del mondo. Grazie al dottor Bruno Ruffato, pediatra. Vigilio Biscaro, come salutiamo? E che appello invece sentiamo dal sindacato? Io seguo l'intervento del pediatra, che lo trovo assolutamente giusto. Lasciamelo dire così. Se noi vogliamo che le nuove generazioni, e ci sono tante persone che intraprendono gli studi per diventare medico, poi pediatra, eccetera, eccetera, abbiano la tranquillità che ha avuto la generazione precedente di quelli che adesso stanno studiando medicina, perché l'entusiasmo di cui parlava Ruffato ce l'hai solo se sei tranquillo negli studi e poi intravedi anche una prospettiva di lavoro, di lavoro importante. Ed è vero, la passione c'è se uno Stato non taglia le risorse alla sanità, ma anzi le aumenta, e purtroppo noi veniamo da 15 anni di continui tagli che fanno sì che anche i medici che si laureano dopo vanno all'estero e non rimangono qua. Noi perdiamo risorse, noi perdiamo intelligenze e rischiamo di perdere anche quell'entusiasmo che io saluto proprio con positività che prima ha enunciato il dottor Ruffato. Questo io dico, investiamo di più sulla sanità. E ringraziamo Vigilio Biscaro, segretario generale SPI-CGIL Treviso, sindacato pensionati italiani, di essere stato con noi. Grazie ancora a Bruno Ruffato, pediatra. Grazie dottor Ruffato. Pubblicità. Una trentina di Novax del gruppo Veneto No Green Pass ha contestato a Padova l'arrivo del professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. Il virologo era in città per partecipare al Festival della Scienza e dell'Innovazione, dove ha parlato dei superbatteri come minaccia da combattere. E abbiamo però oggi armi a disposizione. In particolare abbiamo molti antibiotici, però sono armi che rischiano di perdere il filo, perché ogni volta che usiamo un antibiotico è come una lama che perde il filo. Quindi la storia di un libro che ho scritto con Paola Arosio fa vedere com'è stata la progressione di questa scoperta, delle persone che le hanno contribuito, di quelli che hanno sofferto, ma soprattutto per mettere in evidenza questa necessità di uso responsabile dell'antibiotico. Il professor Pregliasco, che da anni subisce gli attacchi dei gruppi Novax, ha commentato anche i recenti studi sugli effetti dei vaccini anti-Covid. Ogni farmaco, ogni attività medica ha dei rischi e dei benefici. Credo che tutti gli studi dimostrino che ci sono stati benefici enormi in termini di riduzione di mortalità, di complicanze e soprattutto di ritorno più veloce alla vita normale. Il vaccino non è stata la panacea, non ha risolto, ma ha ridotto sicuramente quell'impatto di sanità pubblica che sarebbe stato più pesante. Lo sapevamo sin dall'inizio, sono stati anche valutati, ma davvero miliardi di dosi evidenziano degli eventi avversi rari, ma ce l'ha anche l'aspirina.
Allora, saluto questi due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Sara Simeonato, referente Plastic Free Treviso. Grazie Sara di essere qui. Saluto veramente un grande grazie al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano, per essere con noi e soprattutto spiegare l'importanza di ascoltare le persone competenti. Non il fai da te, non andare su internet o ascoltare quello che non si deve ascoltare o leggere come pensi di leggere tu, ma capire chi ha studiato e quello che stanno facendo soprattutto i ricercatori, la sanità, i medici. Abbiamo sentito anche prima il dottor Bruno Rufato, pediatra, molto preoccupato per questa uscita di qualche politico della Lega di non vaccinare i bambini, che non deve essere obbligatorio. Allora partirei proprio dal professor Fabrizio Pregliasco. Grazie professore, ma si può ancora parlare così dopo tutto quello che avete detto, che è stato fatto? Per carità, siamo in democrazia, siamo liberi anche di decidere, però la tua libertà inizia e finisce dove inizia la mia. Cosa sta succedendo secondo lei, professor Pregliasco? Perché sono molto preoccupati anche i pediatri in questo momento anche del morbillo. Prego. Allora, è una boutade di un senatore che è abbastanza, diciamo, aduso a fare provocazioni, addirittura aveva suggerito di non contribuire più come Italia ai costi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che il fascicolo sanitario elettronico sì è utile, però bisogna lasciare la libertà alle persone di non far mettere in questo raccoglitore, a mio avviso importantissimo, i dati personali della propria storia, sicuramente utili, ma lui stesso diceva utili, però bisogna lasciare la libertà. Quindi in un suo, come dire, disegno o comunque ideale di libertà, e in questo senso quindi evidenziava ciò che è la scelta, è stata la scelta dell'Italia già dal 1934 di prevedere dei vaccini obbligatori. È iniziato nel 1934 con l'obbligo del vaccino antidifterico e poi via via, alla luce della disponibilità di altri vaccini, rilanciata questa obbligatorietà per i bimbi, per i giovani fino a 16 anni, per alcune tipologie di vaccini. Nel 2017 la legge Lorenzin, che era all'epoca il ministro, ha rinforzato, diciamo così, ha dato una sferzata all'obbligatorietà, peraltro già presente, perché in quegli anni, nonostante le disposizioni dell'obbligo, c'era stata una riduzione reale della copertura vaccinale e quindi ha dato nuove disposizioni. Quindi io condivido l'idea teorica, o meglio che secondo me bisognerà attuare nel futuro, di far sì che tutte le vaccinazioni siano raccomandate, e perché il fatto di, come dire, arrivare a una alleanza terapeutica, no? Come si fa per il consenso informato per le terapie col medico, si debba arrivare lì. Quello che io critico è il fatto che questa sparata, perché non può essere altro che questa, il senatore la voleva inserire in un decreto, diciamo così, sulle liste d'attesa, un problema contingente, quindi non in una legge, in un aggiornamento della legge Lorenzin con tutta una serie di interventi collegati per far sì che la raccomandazione diciamo così, non sia un elemento che poi faccia abbassare la quota di vaccinazioni. Purtroppo io, per quanto conosco anche il senatore che ho avuto modo di incontrare, lui in realtà non crede ai vaccini e quindi la sua posizione in realtà è di disaffezione o di considerazione della non utilità dei vaccini, e su questo non mi trovo d'accordo. Diciamo che si può discutere sulla modalità con cui uno Stato offre la vaccinazione, che è una cosa fondamentale. Purtroppo in alcune parti del mondo dove i vaccini ancora non ci sono, i bambini muoiono per patologie che potevano e possono essere prevenute grazie a una vaccinazione che più ampia è, credo che chiunque lo possa considerare, più si avvantaggia. È chiaro che quindi l'elemento, a mio avviso, è legato soprattutto a questioni, diciamo, squisitamente politiche, perché è un effetto, diciamo così,
rispetto alle scelte che il precedente governo durante la pandemia ha fatto riguardo al Covid, gli elementi più criticati, no? Il Green Pass, l'obbligo vaccinale per alcune tipologie di operatori, ed è l'elemento che ancora oggi, seppur le cose sono diciamo relativamente finite riguardo al Covid, perché il Covid è ancora fra noi, ma diciamo così questi aspetti più purtroppo tristemente di contrapposizione politica e non di valutazione dell'opportunità e dell'efficacia dei vaccini. Sono d'accordo, professor Pregliasco. Sentiamo Marco da Noventa Vicentina. Prego Marco. Ok. Ciao a tutti. Allora, io vi seguo la trasmissione e mi viene in mente che ho delle cose che vorrei dire anch'io in televisione intanto. Per esempio, io ho un metodo per bonificare l'area dalle zanzare. Siccome adesso le zanzare sono una piaga, no? Arriva l'estate e tutti quanti abbiamo il problema delle zanzare. Come si fa? Qual è il mio metodo? Se posso spiegarvelo, è velocissimo. Parlerò in modo apodittico. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la zanzara come funziona? La zanzara mette le uova nell'acqua. I comuni dicono togliete l'acqua dai sottovasi eccetera. Quindi cosa succede? Le zanzare andranno a depositare le loro uova dove l'acqua non viene mai rimossa, quindi è il posto tranquillo per loro per mettere le uova, e in quel modo lì non fanno altro che proliferarle ancora di più. Cosa faccio io? Ci vuole un contenitore, tipo se avete l'orto, che voi avete l'orto, quindi l'acqua va stemperata, no? Mio papà, mi ricordo che lui diceva devi stemperarla, quando la tiri su dal pozzo, la metti nel contenitore, la lasci nel tinozzo e che la lasci di una giornata a prendere la temperatura dell'ambiente in maniera che non fa male, non fa lo shock termico alle piante. Allora, le zanzare cosa fanno? Se voi lasciate aperto il contenitore, le zanzare depositeranno le uova nell'acqua. Cosa succede? Il ciclo riproduttivo delle zanzare vuole che ci vuole almeno dal momento in cui la zanzara deposita le uova al momento in cui viene fuori la zanzara stessa dall'acqua, passando attraverso lo stato larvale di pupa eccetera, sono come dei girini, no? Ci vuole qualcosa come 5 giorni. Ecco, allora cosa si fa? Si lascia l'acqua lì, dopo 2 giorni voi usate l'acqua, date da bere. E cosa succede? Succede che tutte le uova finiranno nell'orto e muoiono tutte. Quindi tutte le zanzare che hanno messo l'acqua e che hanno messo le uova nell'acqua, che hanno depositato le uova insomma nella vostra acqua, tutte queste zanzare qua le rendete effettivamente sterili, perché praticamente le uova non gli date il tempo per svilupparsi e diventare zanzare. Se voi avete dei timer, questa cosa si può fare in automatico. Quindi cosa significa, per riassumere il tutto, praticamente un contenitore, le zanzare, potete farlo con un secchio anche, se siete, insomma, avete solo secchi, ma io lo faccio in modo automatico con i timer. Praticamente in automatico il timer apre il rubinetto di sotto, viene irrigato tutto il mio orto, dopodiché aspetto anche il timer, quello in entrata, aspetta 2 ore che si secchi bene la cisterna, quindi significa che se c'è qualche larva lì rimasta lì, viene seccata dal sole, muore pure lei, dopodiché si riempie di nuovo, per 2 giorni accetta tutte le uova di tutte le zanzare della zona, e dopodiché dopo un altro paio di giorni... Va bene Marco, proverò agli orti miei, proveremo questo sistema. Ti ringrazio Marco, c'è sempre qualcosa da imparare e da provare, visto che non costa niente, si può anche provare, perciò ringraziamo anche Marco che è riuscito a spiegare come funziona per far sì che le zanzare non ti pungano più. Ecco, invece quello che punge è la plastica, punge molto, sempre dappertutto la troviamo. Ecco, non sono state eliminate a livello regionale, l'insalata in busta non è stata eliminata, non è stata accettata la proposta. È sempre di più. È sempre di più. Cosa ci dici, Sara Simeonato, tu che con la plastica proprio ci vivi quotidianamente, stai cercando veramente di fare del bene alla comunità, visto che sei referente Plastic Free Treviso e non solo, poi sentiremo. Vai Sara. Allora Mirella, tu devi sapere che, ad esempio, non dico il nome del supermercato perché magari non si può, però sono andata a fare la spesa e a un certo punto ho visto che avevano tutti i broccoli confezionati col sacchetto di plastica. Cioè,
Noi con il sacchetto, scusa, col cellophane. Allora io sono andata dal dipendente e faccio: ma scusa, se io voglio avere il broccolo senza il cellophane, posso averlo? E lui fa: no, perché sostanzialmente stanno cercando di eliminare la persona che ti pesa la frutta e la verdura. Il broccolo arriva direttamente incellofanato, pesato con il prezzo dal fornitore, in modo tale che ci sia un passaggio in meno. Quindi stanno facendo in modo che ci sia meno personale all'interno del supermercato e per fare questo ovviamente saltano il passaggio del fatto di darmi un broccolo senza plastica e cominciano ad avere tutte questi metodi per far sì che ci sia meno spesa a livello di negozio. Dall'altra parte però adesso ho visto che, non so se hai mai visto, hanno cominciato a dare i mandarini sottovuoto, a vendere i mandarini sottovuoto pelati, perché così le persone che devono magari andare al lavoro si prendono il mandarino pelato, lo aprono e lo mangiano direttamente. Perciò l'insalata in busta o anche quella sottovuoto in plastica, sì, la frutta in plastica, beviamo in plastica. Professor Pregliasco, cosa dice? Ma sì, veramente si fanno dei passi avanti oppure qua veramente la salute pubblica è un optional per qualcuno? Prego professore. Allora, sicuramente la plastica è indiscutibile, è servita, serve per tante applicazioni, ma appunto dal momento, diciamo così, della sua introduzione, poi diciamo così non c'è stata quella responsabilità nell'utilizzo, nella gestione, diciamo così, adeguata, in particolare della parte poi dei rifiuti o comunque del mancato o della necessità di riciclo. Quindi davvero ora siamo in una fase che non è più quella espansiva, no, della novità e che ci prende, che usiamo. Mi viene un parallelismo su una questione di cui mi interesso, gli antibiotici, no? Una cosa fondamentale che ha cambiato la possibilità di curare le malattie infettive, ma li abbiamo usati troppo male e ora siamo in difficoltà perché molti antibiotici hanno perso la capacità di aggredire molti degli antibiotici e ora stiamo facendo, come dire, un passo indietro nell'utilizzo come dire, più adeguato, razionale e appropriato. E quindi io credo che anche appunto per la plastica ci sia la stessa situazione, anche perché queste plastiche, in particolare le microplastiche, ormai ce le troviamo dappertutto, no? Nell'ambiente, ma addirittura anche nel nostro organismo, e ora si sta vedendo che questa invasione di materiali che non sono degradabili e quindi non possono entrare nei cicli dell'ambiente, della recupero e riutilizzo, ma anche proprio nell'ecosistema, dovremo e dobbiamo farcene carico. E in questo senso comprendo l'attenzione della persona che c'è in studio, perché si tratta di problemi che sono enormi, di tutti, no? Delle istituzioni internazionali, nazionali, eccetera, ma anche di un nostro comportamento corretto. È un parallelismo e mi viene da fare anche appunto con l'antibiotico. L'antibiotico deve essere prescritto bene, non deve essere utilizzato negli allevamenti per niente, eccetera, ma anche noi, quando abbiamo la scatola dell'antibiotico residuato magari da un'altra patologia, non dobbiamo usarlo male. Ecco, grazie professor Pregliasco, perché funziona proprio così. Tanto mio figlio sta male, ho l'antibiotico a casa e gli do l'antibiotico, ho risolto il problema, perché così non c'è niente da fare. Allora, visto che adesso si spera di andare al mare, andiamo a vedere invece il video di Sara Simeonato, Un mare di plastica. Andiamo a vedere.
Tutto il mondo è paese, ma non ci facciamo mancare niente neppure noi. Ecco, Sara, io so che vuoi dire qualcosa, ad esempio, visto che beviamo tanta acqua, ma beviamo tanta acqua in bottiglie di plastica, cosa vuoi dire, Sara? E commentare questo video? Sì, allora, praticamente l'Italia è la prima in tutta Europa come consumo di bottiglie di plastica e abbiamo l'acqua potabile praticamente ovunque. Quindi è proprio la mentalità che è sbagliata. Eravamo, fino a 2 anni fa, eravamo i terzi in tutto il mondo, adesso addirittura siamo i primi in tutto il mondo come consumo di bottiglie di acqua di plastica. Cioè, questo significa che io praticamente posso aprire il rubinetto, bere l'acqua, ma non la bevo, compro le bottiglie e bevo solo bottiglie di acqua che hanno già dentro la plastica, perché hanno fatto degli studi e questo è già stato confermato, che ogni bottiglia di plastica ha dentro particelle di plastica, quindi quelle persone lì la bevono già, anche senza far niente. E io quando vado nelle scuole e chiedo ai bambini, di solito hanno 20-25 bambini in una classe, e quando io chiedo, ok, chi di voi a casa, a pranzo e a cena, cioè sui pasti principali, a tavola hanno la bottiglia di plastica? E credimi che almeno la metà ce l'hanno, almeno la metà. E alcuni addirittura mandano a scuola i bambini con la bottiglia riempita, non usano la borraccia, e questo è gravissimo perché quella plastica lì è monouso, la devi usare una volta, poi va buttata. Invece loro, usandola più e più volte, fanno bere il doppio, sono il triplo di plastica ai propri figli. E noi non sappiamo attualmente, sai, ci sono degli studi che stanno facendo e questi studi qui hanno portato a capire che io quando ingerisco microplastica il mio stomaco la brucia, quindi non è che, a meno che non sia un pezzo grande ovviamente, però viene bruciata. Ma dall'altra parte la plastica attira tutti i metalli pesanti. Quindi quando io ingerisco plastica, ingerisco anche una parte di quei metalli pesanti, e quei metalli pesanti lì non è che poi in qualche maniera io li butto fuori, restano dentro e quei metalli pesanti lì portano anche a malattie gravi. Adesso abbiamo raggiunto la produzione di plastica pari a peso mondiale delle persone, ancora 2 o 3 anni fa, 2022 mi sembra, abbiamo raggiunto pari peso, e questo pari peso cosa può comportare? Se poi io la trovo ovunque, significa che le persone mangeranno tutta quella plastica lì. Sentiamo come commenta il professor Fabrizio Pregliasco. Professore, come commenta quello che sta spiegando Sara Simeonata, perché fa veramente riflettere e dobbiamo veramente tutti quanti forse ascoltare di più queste persone che ci stanno spiegando anche i danni che possiamo causare ai bambini che non sanno proteggersi, loro poveretti non sanno proteggersi. Noi facciamo quello che ma loro. Certo. Prego professore, come commenta? Appunto lo stavo accennando io stesso e condivido assolutamente quanto sta dicendo la signora, proprio perché in effetti la plastica è servita a tantissime applicazioni, anche in campo medico, alcuni dispositivi medici eccetera, quindi un qualcosa che ovviamente non va demonizzato in senso assoluto, ma gestito soprattutto in quelle situazioni, come giustamente accennava, dell'utilizzo del riciclo d'uso sbagliato, in questo caso della bottiglietta di plastica che può essere sostituita da tante borracce, sono anche carine, sono anche, come dire, un approccio diciamo così di attenzione ecologica, ma di attenzione anche a bere, a portarsi l'acqua, che è sicuramente un elemento che spesso si dimentica, e soprattutto si dimenticano gli anziani. Questo mi viene a dire così tra parentesi. Quindi il problema si sta approfondendo ora di quella che è la microplastica che praticamente entra nel nostro organismo
e stiamo studiando, io non sono un esperto del campo ma vedo colleghi che se ne stanno occupando proprio per quantificare in modo concreto e quindi poter dare ulteriore spinta all'attenzione in una gestione corretta e appropriata della plastica quando serve. Poi per non parlare di quella terribile video che avete fatto vedere che evidenziano in situazioni, in ambienti dove non c'è totalmente proprio l'attenzione al riciclo in senso generale dei prodotti e dei materiali, un inquinamento ambientale che lasceremo ai nostri trisnipoti. Professor Pregliasco, io la scorsa settimana ho avuto ospite sia il direttore dell'ULSS2, il dottor Francesco Benazzi, che il professor Palù. Allora, il professor Benazzi aveva esordito lunedì della scorsa settimana dicendo che era proprio arrivata una circolare dove si diceva che non si dovevano più usare le mascherine negli ospedali. Ecco, no, assolutamente non servivano più, perciò chi entrava in ospedale tranquillamente non doveva portare la mascherina. E che i numeri appunto del Covid stavano diminuendo in maniera incredibile, pochissima. Poi ho avuto il professor Palù, invece ha detto che dobbiamo stare ancora attenti, che secondo lui in determinati reparti degli ospedali la mascherina va portata, che non siamo proprio così sicuri e dappertutto di non metterla, dappertutto, perciò ha citato anche dove ci sono tante persone messe assieme. Allora la confusione regna sovrana, perché poi il giorno dopo si legge sui giornali invece che ci sono aumenti di Covid molto consistenti. Qual è la vera situazione, professor Pregliasco, lei che ha il coraggio di dire veramente come stanno le cose, perché già abbiamo i problemi della fragilità che ognuno capisce alla propria maniera. Se iniziamo anche così, anche quest'anno andiamo proprio bene. Prego, professor Pregliasco. Allora, concordo e condivido quanto ha detto il professor Palù. Questo virus sicuramente ci fa meno paura di prima, questo virus purtroppo rimarrà in mezzo a noi ancora per anni, non con quei numeri, con quella mostruosità con cui ci ha aggredito all'inizio, ma purtroppo essendo un virus che si modifica nel tempo perché è instabile e quindi prova variazioni e continua a farlo e a trovarne nuove ogni 4-6 mesi, noi avremo andamenti di onde di salita e di discesa, per fortuna onde come quelle di un sasso in uno stagno, quindi che negli anni però andranno a digradare. In questo momento siamo in una situazione di rialzo, non macroscopico come appunto nelle prime ondate, ma purtroppo nuove varianti, in particolare una si chiama KP3.1.1, giusto per dare un nome, ma non dice niente, ma sostanzialmente dice di un virus che è immunoevasivo, cioè che riesce a schivare quell'immunità ibrida che noi ci siamo guadagnati, nel senso che ognuno di noi è venuto già in contatto col virus, vuoi perché si è vaccinato, vuoi perché si è ammalato, vuoi perché si è ammalato, si è vaccinato, insomma variazioni sul tema ci sono nella combinazione fra queste cose. Purtroppo la constatazione è che questo virus, rispetto ad altri, dopo 6 mesi dalla guarigione o dopo 6 mesi dall'ultima vaccinazione non abbiamo più una protezione adeguata. Quindi la riduzione della nostra protezione, queste nuove varianti fanno sì che il virus rialzi un po' la testa. Non sono numeri pesanti, la gran parte delle persone non ha manifestazioni, diciamo, particolarmente gravi, però purtroppo ogni settimana in Italia decedono ancora 20 persone. Il numero non fa le notizie del passato, sono persone anziane, fragili, con tante altre patologie, però avrebbero potuto vivere ancora se non avessero inciampato in questo virus. Quindi ci vuole una certa quota di responsabilità. È ovvio che in questo momento siamo un po' stufi, no? E non vogliamo più parlarne per certi versi, però davvero io dico la mascherina non più in quell'uso generalizzato, infastidente e quant'altro, ma in momenti particolari, in alcuni reparti dell'ospedale dove ci sono pazienti fragili, se andiamo a trovare un anziano fragile,
e dobbiamo anche essere responsabili nel momento in cui abbiamo una sintomatologia che ricorda il Covid, appunto non essere, diciamo così, untori della malattia, soprattutto se dobbiamo andare in contatto con persone anziane e fragili per i quali il Covid ancora e anche nel futuro sarà un problema. E in questo senso il messaggio che volevo dare è nel prossimo autunno sarà necessario per le persone anziane e fragili eseguire una dose di richiamo col vaccino aggiornato JN1 e si potrà cogliere l'occasione di eseguire contemporaneamente nella stessa seduta 2 iniezioni per proteggersi dall'influenza e per proteggerci dal Covid, che appunto sono patologie che ancora continueranno a darci fastidio. La sfortuna è che il Covid non è nemmeno come l'influenza, che in qualche modo la vediamo sostanzialmente in inverno. Il Covid non gli interessano le condizioni meteorologiche più o meno favorenti, ogni 4-6 mesi si fa risentire, però come dicevo non in modo così pesante come nel passato. Sara Simeonato, oltre a fare referente Plastic Free Treviso, gira anche per le fragilità all'interno degli ospedali, va a trovare i bambini con questi medici clown. Ecco, quanto bisogna attenzionare invece, come dice il professor Pregliasco, stare molto attenti alle fragilità, perché sono fragili e tu devi essere responsabile quando incontri una fragilità. Come commenti le parole del professor Pregliasco? Allora, noi attualmente andiamo in geriatria, andiamo in ortopedia, ginecologia, andiamo no, pediatria no, perché c'è giocare in corsia lì. Andiamo in prima e seconda chirurgia, urologia, insomma andiamo su parecchi, proprio nelle fragilità. Esatto, andiamo in parecchi reparti come associazione, siamo VIP Treviso e sostanzialmente io credo che in tutti questi reparti ci sia ancora la necessità della mascherina, perché sostanzialmente io arrivo da fuori e vado a contatto ad esempio con degli anziani, dico anziani ma può essere qualsiasi altra persona che magari è lì con la bronchite, che ne so, entro io che vengo da fuori che magari non ho nessun sintomo ma ce l'ho domani, perché il Covid aveva comunque un paio di giorni di incubazione, magari, che ne so, io vado in giro e porto dentro il reparto qualsiasi cosa, anche se fosse un raffreddore, sostanzialmente vado a contatto con una persona di cui non so la fragilità, perché noi non sappiamo cosa hanno loro. Però anche solo il fatto di entrare in contatto con queste persone che sono malate ma hanno magari appena subito un intervento importante o che ne so, quindi secondo me anche indipendentemente dal Covid, questa è una mia idea, però anche indipendentemente dal Covid purtroppo dobbiamo pensare che quando entriamo a contatto con un malato è bene un po' proteggerlo. Paola da Padova, poi continuiamo, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, quelli che ci ascoltano. Volevo specificare qualcosa della mia telefonata dell'altro giorno, però non ci sono gli ospiti, vorrei stare sull'argomento per rispetto agli ospiti. Allora intanto grazie alla signora Simonato e colgo l'occasione visto che c'è anche il dottor Pregliasco. Dottor Pregliasco, non c'è, almeno io non lo vedo e le assicuro che mi muovo su più fronti, non c'è questa unione tra la medicina e l'ambiente. Sì, so benissimo che esiste il SISDE, però è molto emarginato, cioè loro fanno anche troppo, ma o perché sono troppo pochi o perché non vengono ascoltati, perché lei mi insegna che l'ambiente è importantissimo. Plastiche, inquinamento, particelle che vanno nel nostro corpo, che combinano guai, eccetera, eccetera. Per esempio, elettrosmog non ne parla nessuno, però ormai è chiaro e evidente che ci sono molti elettrosensibili e l'elettrosmog, a sentenze avvenute, possono causare dei grossi danni. Poi le volevo, dottor Pregliasco, anche chiedere un'altra cosa. Ha parlato degli antibiotici, che se ne fa un uso, se ne è fatto e se ne fa un uso smodato per vari motivi che li ha elencati lei. Però non ho sentito che ha parlato delle masse enormi che vengono, di antibiotici che vengono usati negli allevamenti intensivi, che poi sono oltre il 90%, quindi
Gli animali che vengono mangiati sono pieni di antibiotici e vengono fatti, non ci sono controlli, non vengono neanche fatti dai veterinari, perché ci sono dei video che parlano in maniera molto chiara, che vengono fatti dagli allevatori, perché gli allevamenti intensivi, abbiamo visto delle mostruosità che avvengono. Lasciamo stare la morale e l'etica, che per me personalmente è importante, però lasciamola stare, ma sono mostruosi proprio per la nostra salute. Non sarebbe ora che anche qui si mettesse un po' di chiarezza e un giro di vite, perché ormai l'antibiotico, lei lo sa meglio di me, si trova nell'acqua in quantità, proprio per questo fatto che vengono usati in quantità industriale esagerata, perché il tipo di allevamento non consentirebbe la vita a questi animali se non con questo uso molto chiaro. Padova, devo correre, Paola, se no non ce la faccio. Facciamo rispondere al professore e poi anche a Sara Simeonato. Prego, professor Pregliasco. Si tratta di considerazioni assolutamente corrette. Oggi addirittura ci sono ricercatori, però è chiaro che è un inizio, che si occupano di quella che viene detta in inglese One Health, cioè la salute globale, perché ci si è resi conto, ma ancora in modo non sufficiente, che per garantire la salute, la vita dell'uomo, ma non solo dell'uomo, ma di tutto l'ecosistema, bisogna considerare la salute dell'uomo, appunto, la salute animale, la qualità dell'ambiente, ma anche oltretutto, per quanto riguarda l'uomo, gli aspetti sociosanitari, sociali, no? Perché i comportamenti nostri su tutto, su un uso sconsiderato della plastica piuttosto che degli antibiotici o di altre diciamo tecnologie, possono determinare effetti su quello che è l'ecosistema. Quindi ci sono ricerche in corso, ma appunto ancora a volte osteggiate o comunque non finanziate, però questo è una giusta attenzione dei cittadini, come anche della signora Simeonato, appunto riguardo ad aspetti come la gestione della plastica, del suo riciclo, di un uso responsabile. Andiamo a vedere anche questo video sempre di Sara Simeonato, microplastiche ingerite. Andiamo a vedere. Si stima che ogni anno una persona ingerisce fino a 200.000 particelle di microplastica. Sono dappertutto, anche all'interno del cibo, e una volta ingerite possono provocare danni a carico del sistema endocrino, causare problemi alla sfera riproduttiva e al metabolismo. Adesso parlo in dialetto. Cosa avuto che vo combattere, amico, tutto quello che mangio, che bevo, che respiro, avuto cosa che mi faccia sta roba qua, ormai mi ho abituato. Perché ragioniamo così? Culturalmente tantissimi di noi ragionano così. Questo vale per il bere, per il fumo, per le droghe. Noi andiamo avanti così, mi non vo combattere, perché funziona ancora così. Sbaglio o è così, Sara? No, ti do pienamente ragione, non c'è la visuale per le generazioni future. C'è io adesso subito così, guarda, io stamattina, è proprio fresca di stamattina che prima di venire qua ho visto un post su Facebook, non dico dove perché... e c'era una signora che aveva fatto la foto a un cestino pubblico con per terra, qualcuno aveva tipo svuotato il posacenere per terra e c'erano tutte queste sigarette. Allora, una sigaretta, oltre a contenere plastica e oltre a inquinare 10 litri d'acqua, un mozzicone di sigaretta, 10 litri, 10, inquina quindi tantissimo. Io se vedo 50 mozziconi per terra, anche se non sono miei, io li raccolgo. Ma perché è una questione di, ok, faccio del bene a me, faccio del bene agli altri, faccio del bene all'ambiente, faccio del bene all'acqua, a tutto. Io ho detto sul post, ho scritto, hai raccolto?
Cioè, l'hai fatto la foto, sono lì, stai accusando l'ente che dovrebbe raccogliere, stai accusando il comune, ma tu eri lì, hai raccolto? Perché alla fine non è solo una questione gli altri fanno, gli altri qua. È come sai quando dicono tutti guardano ma nessuno fa niente. Sì. Ma non solo in questo caso. Ma non si muovono. Esatto, e non in questo caso solo, anche nella violenza. Cioè è diventato un filmare perché voglio essere in qualche maniera visto nei social, voglio fare scalpore, voglio essere... Però alla fine non fanno nulla di concreto, cioè non aiutano se stessi, gli altri, non fanno nulla per far sì che ci sia un minimo di miglioramento. Un minimo. Professor Pregliasco, quante volte avete pensato voi, ma abbiamo detto hanno raccolto che sono i nostri politici, oppure il business regna sovrano, specialmente anche sulla salute pubblica? Perché a questo punto vengono molti dubbi, perché voi parlate chiaro, cercate di tenere la barra dritta e di far capire quello che si deve fare e quello che non si deve fare, ma poi abbiamo aperto che qualcuno, per dar visibilità e raccogliere magari qualche voto, dice delle cose che sono insostenibili e incredibili dopo tutto quello che è stato detto. Ecco, il business ha superato la decenza e soprattutto questa cultura, come diceva Sara Simeonato, di questi genitori che proteggono il bambino, lo portano dal pediatra ma gli dà da bere l'acqua in bottiglia di plastica, magari anche 2 o 3 volte la riempiono senza sapere che veramente fanno del male. Allora bisogna anche informarsi e non mancano le situazioni dove tu ti puoi informare anche in maniera molto accurata, oculata, perché è così. Prego, professore. Appunto, è un problema che si sta ponendo in questi anni. Abbiamo tanta disponibilità di informazione, ma alla fine la usiamo male o noi stessi in qualche modo cioè, siamo produttori di fake news o magari rilanciamo cose che non hanno una correttezza e una reale, diciamo, evidenza scientifica per quanto riguarda soprattutto le problematiche di salute. E quindi davvero la sfida del futuro è quella, come sempre, ma come sempre è stata, insomma, di una responsabilizzazione dei singoli e quindi di sollecitazioni a un uso diciamo responsabile di tante cose, della plastica, dell'antibiotico, dell'ambiente e quant'altro. Il guaio è che non è facile, perché in alcune situazioni anche lo vediamo in modo macroscopico nei paesi in via di sviluppo, l'attenzione all'ambiente, alla salute del singolo non ci sono e questo è veramente trucido e fa pensare a un futuro non piacevole. Io spero davvero che dal basso, con iniziative come quella di Plastic Free, ma in generale di responsabilizzazione e comportamenti, perché l'abbiamo visto anche per il Covid, è il comportamento che ci protegge, cioè un uso della mascherina quando serve, lavarsi le mani, attenzione ai soggetti fragili, eseguire vaccinazioni, sono tutte legate ad azioni dei singoli. E il singolo però spesso è troppo individualista, per cui sto bene io, stanno bene tutti. E per esempio anche a volte nell'approccio alla vaccinazione, no? Nella vaccinazione con dei dubbi magari il cittadino dice vabbè, fatela tu che così comunque mi proteggi, no? Ma io non voglio subire gli effetti collaterali e spesso appunto quello che manca è un senso di solidarietà, di essere parte di una comunità ed è avere una responsabilità nelle proprie azioni rispetto a questo. Professor Pregliasco, noi sentiamo molto questa ricerca, questa scienza per combattere i tumori e ci sono stati fatti anche passi da gigante, molti tumori sono guariti, il cancro si sta veramente combattendo in maniera molto forte, ma i virus quanto possono far paura i virus, professor Pregliasco? Insomma, il Covid è stato un esempio che ci ricorda, direi in modo chiarissimo, come noi la natura la inseguiamo e i virus fanno parte dell'ecosistema, addirittura se vogliamo un'azione diciamo di livellamento. Questo lo vediamo anche nei batteri, perché ci sono i virus dei batteri e quando i batteri sono troppi in alcune situazioni ci arrivano i virus e li fanno fuori. È chiaro che se trasliamo questo ragionamento a noi ci secca un po', però appunto i virus sono comunque una parte
dell'ecosistema complessivo, e oggi abbiamo delle capacità che grazie anche al Covid abbiamo, come dire, maggiormente acquisito di segnalazioni di sorveglianza. Per esempio sono stati individuati nel mondo 4 casi di influenza aviaria, cioè di influenza per uno stipite che è tipico di alcuni volatili. Questa è una capacità incredibile, no? Di sorvegliare una situazione che potenzialmente potrebbe espandersi e determinare, come fu anche nel passato, nuove pandemie influenzali, no? Quindi io credo che appunto, ci debba essere un continuo lavoro di guerra guardie ladri, in questo caso uomo-virus, attraverso tutta una serie di iniziative che sono a livello istituzionale e anche di ricerca. Però è giusto ricordarci che i virus ci devono fare un po' paura, ma in un'ottica non di dramma, di non facciamo niente, moriremo tutti, ma di attività proattiva, di attenzione. C'è qualcosa che vi preoccupa un po' più, diciamo, siete molto più attenti e oculati? C'è un qualcosa che noi non sappiamo ma che voi state attenzionando? Professor Pregliasco. Beh, di fatto ci sono tanti virus candidati ad essere, diciamo, degli infastiditori notevoli e quindi in pratica abbiamo, lo accennavamo anche prima, la dengue, alcune malattie soprattutto che si stanno diffondendo grazie al riscaldamento complessivo globale e al fatto che le zanzare in particolare, ne ha parlato anche un ascoltatore prima, che rappresentano un problema sia perché infastidiscono quando pungono, ma purtroppo stanno cominciando anche sul nostro territorio a essere capaci di trasmettere patologie che un tempo erano sostanzialmente delle zone, cioè a carico delle zone, diciamo, più calde del pianeta. E quindi tutto questo, come dire, ci inquieta. In particolare il virus dengue, un virus che anche qui è molto perfido perché la gran parte dei casi è banale, quindi non si riconosce, e che però purtroppo nelle forme più gravi diventa pesante, con dolori, tant'è che si dice febbre spacca ossa, ma anche forme emorragiche. Questa situazione sta debordando in Sud America e con milioni di casi e quindi stiamo, come dire, cercando di sorvegliare la situazione in Italia per quanto riguarda persone che arrivano da là e che poi si possono far pungere anche dalle nostre zanzare, che non sono quelle proprio più efficienti, ma in particolare la zanzara tigre può diffondere. E qui è importante, come nel discorso della plastica, come nel discorso dell'antibiotico che ho introdotto io, avere, come dire, una serie di attenzioni a livello istituzionale, cioè sfalciando il verde, facendo le disinfestazioni da parte dei comuni, ma poi anche una responsabilità nostra, nel senso che se lasciamo un sottovaso con acqua stagnante del nostro balcone anche in una zona cittadina, noi facciamo il gioco delle zanzare e di questa patologia, perché l'acqua stagnante è il luogo dove le zanzare possono trovare, diciamo, capacità di rinforzarsi, una specie di autogrill delle zanzare che possono poi anche coinvolgerci in via diretta o nell'ambiente. Quindi tutto questo ha una scala, come tutti gli aspetti, di attenzione su livelli diversi, ma anche da parte del comportamento dei singoli e di responsabilità. Io veramente la ringrazio, professor Pregliasco, per spiegare anche in maniera molto semplice con l'importanza di stare attenti, di avere sempre le antenne su quello che ci circonda e su come dobbiamo comportarci. Sentivo, Sara, che mentre parlava il professor Pregliasco tu continuavi a dire mamma mia, perché tu vivi l'ambiente, sai cosa vuol dire, capisci, afferri bene, ecco il messaggio che sta dando il professor Pregliasco. Prego, Sara. Io credo che lui ha detto una cosa giustissima, cioè che bisogna avere la capacità di capire quando si esagera con le cose, cioè sia con l'antibiotico sia con la plastica. Cioè io invito tutte le persone che sono qui in ascolto, quando vanno a fare la spesa, di guardare il carrello quando arrivano in cassa
e di pensare a quanta plastica hanno comprato, perché attualmente, Mirella, sia chiaro, io trovo tanta plastica in supermercato, però io posso scegliere. Ci sono delle marche che hanno cominciato a fare, non sto qui a dire le marche perché non, però ci sono delle marche che hanno cominciato a scegliere e scegliere di dire ok, ti metto la pasta in una scatola di cartone, ti metto, è un esempio, però per dirti io posso evitare di comprare plastica. Noi sappiamo che il 23% della plastica è riciclabile, il resto dove va? Va bruciata, quindi comunque quando compro plastica non so se compro una plastica che poi verrà riutilizzata e questo fa la differenza, perché nel momento in cui io compro una plastica che non va riciclata alla fine viene bruciata e quindi io faccio sì che tutto quello che compro e che non può avere vita nuova finisca poi nell'aria. Quindi non è solo una questione di quello che buttiamo, non è solo una questione di quello che mangiamo, nel senso che tante volte quando si comprano i filetti di merluzzo, dico la prima, i filetti di merluzzo sottovuoto da congelatore, una parte della plastica viene comunque assorbita dal cibo che poi ingerisco. Quindi è proprio quello che compro che fa la differenza, è la domanda. Se io continuo a comprare plastica, la domanda di plastica aumenterà. Io devo puntare al fatto di ridurla. Io quando esco da casa e vado a raccogliere, vado a fare la passeggiata con il cane, io te lo dico da sempre, esco con pinza e sacco, io in un'ora di passeggiata con il cane il sacco l'ho riempito. Quindi vuol dire che sostanzialmente non è solo fuori all'estero, abbiamo visto 2 video di esagerati, nel senso che veramente c'hanno bottiglie dappertutto, ma su delle foto che ti ho mandato ci sono anche le foto di Porto Viro. Porto Viro è qua a Rovigo, quindi quelle foto lì che ti ho mandato di Porto Viro fanno vedere che in realtà quando il Po cala, e noi abbiamo fatto questa cosa in un giorno, abbiamo fatto questa raccolta in tutte le sponde del Po, da dove nasce a dove muore, noi abbiamo trovato la stessa situazione che abbiamo visto nel video ed era Porto Viro. Andiamo a vedere proprio video, un mondo di plastica, andiamo a vedere questo video. Professor Pregliasco, io volevo farle anche una domanda per capire, io invito molto spesso le mamme no PFAS, questi genitori molto preoccupati per questi valori nel sangue che abbiamo, qualcosa si sta cercando di fare, però non è che ci sia una comunicazione e una trasparenza sull'informazione. Ecco, dal suo importante osservatorio, com'è la situazione dei FAS? Perché giustamente Sara diceva, bevono l'acqua in bottiglia, però quei messaggi che abbiamo, cara Sara, se io vivo in quelle zone rosse o arancioni sono molto preoccupata e perciò prendo la bottiglia di plastica. È la paura poi che coinvolge un po' tutta la comunità, è quello che dobbiamo stare attenti. Ecco, questi messaggi devastanti che arrivano perché qualcuno non ha pensato bene di fare il bene pubblico della comunità prima e poi vediamo questi risultati che non solo in Italia ma nel mondo, però c'era un silenzio totale. Fortunatamente abbiamo avuto questi genitori. Prego, professor Pregliasco. No, infatti io credo che il messaggio è giusto che arrivi dal basso, ma che sia, diciamo così, canalizzato in modo positivo, no? Per evitare che vada a finire nel mucchio e poi si diffondano fake news che rovinano la qualità di quello che è comunque un problema e una questione da attenzionare. Quindi davvero siamo ancora in una fase di ricerca dove
appunto non sono esperto, però appunto ho avuto modo di leggere un po' di letteratura in merito, di approfondimento e di valutazione, di quantificazione del rischio e del rapporto, no, su valori, concentrazioni, rischi, anche se elementi già credo purtroppo ci sono e sono dimostrati. Quindi è una fase un po' delicata, ma spero che appunto ci sia una responsabilizzazione da parte soprattutto della ricerca, che possa dare quegli elementi di conoscenza in modo chiaro, per evitare che succedano quelle cose che sono successe col Covid, no? Informazioni sballate, oppure eccesso di allarmismo, o il contrario, invece diciamo riduzione della percezione del rischio. E quindi insomma siamo in una fase che spero, vediamola in senso sempre positivo, possa evolvere per dare la giusta attenzione anche a questa problematica. Abbiamo Luciano da Desenzano, dai Garda. Ciao Luciano. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Sì, ma scusatemi, noi italiani, noi europei raccogliamo, penso, il 98% della carta, della plastica. Vedo nei programmi in televisione India, Cina, Bangladesh, questi paesi che scaricano i camion dei rifiuti delle città nei fiumi. Non siamo noi. E anche la Cina continuano. L'Europa inquina per il 7%, macchine e tutto, e anche l'America il 10%, Cina e India inquinano per il 60%. Non lo dico io. Mirella, qualche giorno fa c'era in questi programmi che parlavano appunto di inquinamento una giovane verde, no? una ragazza che l'ho vista tante volte. E l'altro dice: è la Cina che inquina. Sa cosa ha detto lei? Sì, ma inquina perché costruisce per noi, lavora per i prodotti che porta a noi, no? Ma la Cina sta costruendo 100 centrali di nuovo a carbone. Professor Pregliasco, lei lo saprà, con 150 kg di uranio i sottomarini e le portaerei americane vanno avanti 3 anni con 150 kg di uranio, e noi avevamo 4 centrali che potevano darci il 30% della corrente elettrica, no? Abbiamo dovuto chiuderle e ne abbiamo qua sopra il cappello 150. Vi saluto, buongiorno. Grazie Luciano, lo sentiamo Sara come commenta, so che volevi intervenire quando Luciano parlava, e poi sentiamo il professor Pregliasco anche come commenta e come ci saluta, prego. Allora, sono d'accordo con il signor Luciano sul fatto che ci sono delle zone dove ovviamente l'inquinamento è più importante, ma io dico sempre, siccome io qui quando esco di strada io comunque faccio un sacco di rifiuto, anche dietro casa mia, io abito a Quinto, significa che anche qui c'è bisogno, significa che non mi serve andare a guardare dalle altre parti. Se io voglio un cambiamento deve venire da me, deve partire da me. Io vado nelle scuole per far sì che i bambini possano cambiare la mentalità e avere un futuro migliore. Quindi io parto da me stessa prima di guardare gli altri e dico: ok, è vero, lì molto probabilmente c'è un inquinamento ancora più forte, però come ti dicevo prima, il video che guardavamo prima delle bottiglie di plastica che navigavano nell'acqua, io le ho viste qua a Rovigo. Quindi quando sono andata a fare l'uscita lì a Rovigo, a Portoviro, ho trovato 2 bancali di Eternit. Non serve guardare gli altri, iniziamo da noi stessi, facciamo quello che è importante, che noi sappiamo che cos'è, tante volte ce ne freghiamo. Se uno sbaglia, non è che devo sbagliare anch'io. Esattamente, io devo guardare me stessa e devo iniziare a far sì che questa cosa venga percepita da tutti.
Questo è importante. Una volta, se c'era bisogno, eravamo tutti complici, eravamo tutti insieme, si lavorava insieme. Squadra. C'era squadra, si dava tutti una mano, è questo che si è perso. Sentiamo come commenta e come ci saluta il professor Pregliasco, professor Fabrizio Pregliasco. Ecco, che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Prego, professor Pregliasco. Di informarsi, cioè che tutti gli ascoltatori scelgano fonti e programmi che siano concreti, che non siano divisivi, che non creino polarizzazioni e che tengano conto appunto che il nostro ecosistema è complesso e c'è una responsabilità istituzionale ma anche dei singoli, e quindi se i singoli nel sistema democratico che noi abbiamo e che credo con tutte le difficoltà di gestione e di realizzazione del sistema migliore, di portare avanti queste istanze di attenzione al clima, di ruolo responsabile. E poi che dire, anch'io dico, l'ultimo ascoltatore parlava delle centrali nucleari, in una fase anche qui forse del passato un po' troppo ideologica sono state eliminate del tutto, poi come giustamente ha detto intorno a noi all'arco alpino ne abbiamo anche un bel po'. Però è chiaro, come tutte le cose, come la plastica e sicuramente l'energia nucleare ha sue difficoltà di gestione, eccetera, da valutare, no? Senza ideologie ma con ricerche scientifiche e approcci che siano ragionevoli, ma la ragione facile da dire, non sempre da praticare. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano, di essere stato con noi, veramente grazie grazie a Sara Simeonato, referente Plastic Free Treviso e non solo, veramente ti ringraziamo per tutto quello che fai, veramente grazie a te e alla squadra che hai, perché veramente sei eccezionale con una squadra fantastica. Grazie, pubblicità. Altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Donatello Ghezzo, direttore territoriale INAIL Treviso, che ringrazio veramente per avere il coraggio del confronto. Grazie dottor Ghezzo, veramente grazie. Saluto anche Sara Bona, sindaco di Tambre. Grazie sindaco anche lei di essere qui, è la seconda volta che ci torniamo e ci vediamo su un argomento molto importante che è l'ambiente e il territorio, e poi sentiremo anche cosa ci racconterà Sara Bona. Però, dottor Ghezzo, cosa ci racconta questa mattina? Questi numeri delle morti sul lavoro, che sono dei numeri veramente che fanno riflettere, però io devo anche dirle, dottor Ghezzo, che anche ieri, ma quasi sempre, vedo questi operai sopra degli edifici senza protezione. Ieri ne ho fermato uno, ha detto fa molto caldo, non riusciremo a mettere anche certe protezioni, perché veramente il caldo è insopportabile con questi tipi di lavoro. Ma allora cosa facciamo? E com'è la situazione del suo osservatorio molto importante, dottor Ghezzo? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Questa è un'opportunità che abbiamo di confrontarci con i cittadini, con la nostra utenza. Com'è la situazione degli infortuni? La situazione degli infortuni è una situazione che pretende continua attenzione. È una situazione che deve essere opportunamente monitorata, e il monitoraggio ci deve portare poi ad adottare delle iniziative per tendere alla diminuzione degli infortuni. Vorremmo arrivare a zero, forse non ci riusciremo, però il nostro obiettivo è comunque deve essere sempre quello di puntare al miglioramento del fenomeno infortunistico. Dobbiamo dire che in questi anni molto si è fatto attraverso campagne di educazione, di informazione, attraverso attività di prevenzione che vengono poste in essere dai diversi enti che sono deputati istituzionalmente ad occuparsi del fenomeno, e anche attraverso l'attività di controllo, come diceva lei bene un istante fa. I comportamenti scorretti devono essere necessariamente sanzionati e devono essere verificati, anche se in realtà dovrebbero essere prevenuti educando. Dal mio punto di vista l'educazione dovrebbe in qualche misura evitare anche il momento sanzionatorio ed evitare la esposizione al rischio.
In provincia di Treviso, tutto sommato, nell'ultimo quinquennio i dati relativi all'infortunistica evidenziano una certa stabilità. L'anno scorso abbiamo avuto, mi sono portato qui qualche numero per darvi conto della quantità del problema, l'anno scorso abbiamo registrato 12.000 denunce di infortunio in provincia di Treviso. Teniamo presente che quando parliamo di infortunio ci interessiamo tanto dell'infortunio che avviene effettivamente nel luogo di lavoro, e in questo caso erano circa 8.000 denunce, quanto dell'infortunio che avviene nel tragitto che percorriamo da casa nostra per recarci nel luogo di lavoro, perché il nostro sistema di tutela prevede tanto la tutela a favore del lavoratore in sede quanto la tutela a favore del lavoratore nel tragitto per recarsi a casa. E tenete conto che gli infortuni sulla strada del lavoro o sulla strada dal lavoro sono circa il 15-20% del complesso di tutti gli infortuni che registriamo in provincia. Il dato è più o meno analogo a quelli degli anni precedenti. Se lo andiamo a vedere nel dettaglio, in realtà direste che forse non ve la sto raccontando tutta, perché c'è un incremento del numero di denunce, però questo incremento dall'anno scorso rispetto all'anno corrente si spiega anche con l'estensione della platea dei soggetti che sono tutelati dall'istituto. L'INAIL nel corso degli anni, attraverso provvedimenti normativi che si sono susseguiti, ha ampliato i soggetti tutelati dall'assicurazione sociale, includendo da ultimo ad esempio gli studenti e i docenti, diciamo anche al di fuori delle attività che erano già tutelate in precedenza, ma prima di questo ha tutelato i giornalisti, gli sportivi, i professionisti, gli professionisti del mondo dello spettacolo. Ecco, quindi l'aumento del numero di denunce va anche letto in virtù dell'aumento della platea dei soggetti che sono tutelati. In realtà, depurato da questo dato, il numero delle denunce è sostanzialmente costante. Registriamo quest'anno invece, fortunatamente per questi primi 5 mesi, e ci auguriamo che le cose proseguano in questi termini, una diminuzione del numero di morti. L'anno scorso, nei primi 5 mesi del 2023, avevamo registrato 7 decessi nella provincia di Treviso. Quest'anno fortunatamente ne abbiamo registrato 1, anche se, va detto, anche 1 solo è troppo. Infine voglio dare un dato, perché si parla poco del tema delle malattie professionali e ci si concentra sempre sull'infortunio. L'infortunio è un fenomeno che colpisce con immediatezza anche dal punto di vista mediatico, mentre la malattia professionale tende a passare sotto traccia. Ecco, invece in questo caso negli ultimi anni registriamo in Italia in generale, la provincia di Treviso in questo senso non è da meno, registriamo un incremento del numero delle malattie professionali. Anche qui però voglio spiegarvi il numero. Siamo passati dalle circa 600 malattie professionali registrate l'anno scorso probabilmente chiuderemo il 2024 intorno alle 800-850 malattie professionali, visto il trend di questi primi 5 mesi, però va detto che questo è tutto sommato un dato che ci fa piacere. Mi spiego, ci fa piacere non tanto perché stanno aumentando le malattie professionali, quanto perché le malattie professionali stanno emergendo. Noi abbiamo grande interesse a sensibilizzare chi si occupa di questi temi, i medici competenti all'interno delle aziende, piuttosto che i patronati che assistono le persone che ne hanno bisogno a denunciare le malattie professionali. Questo perché? Perché conoscendo le malattie professionali, conoscendo dove queste si sviluppano e in quali termini si sviluppano, possiamo cercare di fare azioni preventive. Ecco, quindi il fenomeno è questo, un incremento delle malattie professionali che però tutto sommato si spiega con una maggiore sensibilità rispetto a questo fenomeno e una sostanziale stabilità degli infortuni con un decremento di quelli mortali. E la ringrazio veramente, direttore, soprattutto per i numeri, cioè noi abbiamo bisogno di capire i numeri, perché sennò diamo i numeri. Lei giustamente ha detto una parola fondamentale che è la prevenzione, non c'è niente da fare. Qualsiasi cosa si può curare, ma se prima fai prevenzione. Ecco, la prevenzione che dovrebbe fare anche un sindaco o una sindaca. Ecco, adesso questa mattina abbiamo il sindaco di Tambre, Sara Bona, che è la prevenzione per la sua comunità, per il territorio. Quante cose abbiamo sentito, però se tu fai squadra, se tu riesci a capire l'importanza di questa parola,
riesci a fare prevenzione e poi non hai il problema della cura. Prego Sindaca, come commenta le parole del dottor Ghezzo, direttore territoriale INAIL Treviso? Prego. Beh, intanto buongiorno e grazie sempre dell'invito a questa trasmissione così interessante. Allora, intanto appena ho sentito la parola sicurezza, a me sono venute in mente due cose. Innanzitutto qui da noi abbiamo molte tipologie di lavori ad alto rischio sicurezza, penso ai lavori boschivi che interessano la nostra area, sono sicuramente dei lavori a rischio molto alto, però abbiamo delle ditte che sono molto ben attrezzate, che lavorano in sicurezza e credo che almeno negli ultimi anni incidenti mortali per fortuna non ce ne sono stati. Quando sento la parola sicurezza però e penso al mio territorio, penso sempre alla sicurezza in montagna, che è un tema che anche in questi giorni, l'avrete visto su tutti i quotidiani, è veramente da tenere in considerazione, perché purtroppo, come diceva il direttore dell'INAIL, la valutazione dei rischi non viene fatta in maniera adeguata. Quindi come amministratori siamo occupati anche nell'informare le persone di quanto può essere pericoloso frequentare la montagna se questo non viene fatto in sicurezza. È un po' come una situazione di lavoro, bisogna avere i dispositivi di protezione adeguati, bisogna conoscere il contesto, bisogna valutare il rischio. Purtroppo nelle ultime settimane abbiamo avuto interventi del soccorso alpino in montagna veramente quotidiani, e questo chiaramente mette a rischio non solo le persone che frequentano la montagna senza le dovute precauzioni, ma anche il personale anche i soccorritori. Quindi vorrei veramente fare un richiamo forte non tanto al tema del lavoro, che fortunatamente nella mia zona non registra incidenti gravi negli ultimi anni, quanto quello della sicurezza in montagna, che va invece molto sottolineato, e noi usciamo continuamente con dei richiami all'attenzione su questo. Sì, però vede Sindaco, il problema è che culturalmente non ci siamo, e qui metto dentro anch'io, tutti quanti, nel senso che non ci rendiamo conto del rischio e del pericolo. Sono anni che noi diciamo che quando vai a fare anche una passeggiata in montagna, vuoi fare qualsiasi cosa, devi avere un adeguato equipaggiamento. Sono anni che lo diciamo, eppure basta che ne troviamo uno che non si comporta bene, magari con l'infradito, è successo anche la scorsa settimana, che vanifica tutto quello che si dice. Ma perché si è così superficiali? Non si può far finta di non vedere, di non capire, di non sentire, perché sono anni che diciamo queste cose. Vuol dire che culturalmente dobbiamo crescere, non c'è niente da fare, perché io mi ricordo anche il dottor Foiadelli, che è già procuratore a Treviso, quando ha detto: non sono le strade che dobbiamo far diventare sicure, siamo noi che dobbiamo correre più piano. È inutile continuare a dire le strade sono pericolose, siamo noi che non rispettiamo i limiti. Però, dottor Ghezzo, c'è un limite anche nel lavoro, tu non devi superare quel limite. Certi limiti sono stati superati da persone anche professionalmente valide, esperte del lavoro, e ci hanno rimesso la vita, perché a me non può capitare, io sono il più bravo, so come si fa, e invece non è sempre così. Quanto è importante anche capire il limite, fin dove devi arrivare e poi devi fermarti, perché anche questo voi state cercando di far capire. Capire il limite è fondamentale. Capire il limite vuol dire conoscere le regole. Conoscere le regole e pretendere formazione. La formazione in azienda è importantissima, deve essere una formazione continua, anche perché cambiano nel tempo con il progresso tecnologico le attività che vengono poste in essere, perché la formazione va rinfrescata e deve mantenere sensibile l'interessato in relazione ai rischi che corre. Il tema della overconfidence, si dice, diciamo che il fatto che con l'esperienza tendi ad abbassare la guardia, è un tema
tema ricorrente, accade in montagna, è vero, spesso si sente dire di persone esperte della montagna che purtroppo incorrono in incidenti, e lo stesso accade come diceva bene lei qualche istante fa, nei luoghi di lavoro. Questo perché tendi ad essere troppo confidente delle tue capacità, troppo confidente della conoscenza dell'ambiente in cui ti muovi, ed è il momento in cui in realtà l'incidente accade. Quindi dobbiamo investire molto in formazione e lo dobbiamo fare con continuità. Allora, adesso chiedo una cosa al sindaco, alla sindaca Bora. Come devo chiamarla? Sindaco o sindaca? Sentiamo. Anche sindaca va bene. Anche sindaca va bene. Allora, sindaca, lei conosce la Disability Card? Ne ho sentito parlare, però non in dettaglio. Ed è una cosa molto grave. Pensate, io dico sempre anche questi sindaci, quanto devono sempre essere aggiornati su quello che può anche essere utile, specialmente per le fragilità. Allora, sindaca, io ieri ho avuto il signor Bigliatto, che fa parte di un'associazione, un signore in sedia a rotelle, ma è un guerriero che sta cercando di avere quello che gli aspetta di diritto. Praticamente questa è una tessera che si richiede all'INPS, dove dà la possibilità a queste persone fragili di non uscire con un plico di fascicoli per acquistare, non so, un'automobile, per andare, quando si rivolgono a un ufficio, perché in questa tesserina è scritto tutto, diritti e doveri. Anche lei, come gli altri sindaci che ho avuto stamattina, ho sentito qualcosa, ma non sono a conoscenza. Eppure è una cosa importantissima. È una cosa che si dovrebbe sapere, perché, come ripeto, dà la possibilità a questa persona che quando esce di casa già ha dei problemi enormi, parliamo di barriere architettoniche, di non uscire con un plico di carte per far vedere quella che è la sua situazione. Ma le sembra possibile che noi sentiamo questo nel 2024? Si parla di intelligenza artificiale, si parla di tutto e di più, di digitalizzazione, e poi troviamo Bigliatto che dice nessun sindaco sa questo. Infatti lei è il quarto sindaco, io non volevo metterla in imbarazzo, lo sa come sono, ma è giusto anche parlarne, perché penso che anche gli assessori al sociale, perché voi non è che potete seguire tutto, dovrebbero anche loro, ecco, avere questa informazione, capire come funziona. Cosa c'è nella catena, che c'è sempre qualche anello che non viene agganciato nella maniera giusta e mettiamo in difficoltà queste persone che invece hanno bisogno di essere supportate? Prego, sindaca. Ma allora, io probabilmente non ho approfondito questa materia, ma sono sicura che se chiamassi i miei servizi sociali saprebbero dare le indicazioni corrette. Quello che dico io è veramente necessario avere un'ulteriore tessera? Come mai non possiamo usare già la tessera sanitaria che tutti noi abbiamo? Perché dobbiamo moltiplicare anche i dispositivi digitali? Perché c'è anche questo tema. I nostri dati sono in 100.000 banche dati, e dobbiamo avere 1, 2, 3, 4 tessere, lo SPID, la tessera sanitaria. Perché non riusciamo ad avere anche un unico strumento? Perché è vero, una tessera semplifica la vita, ma cominciamo ad avere più tessere anche per questo. Se esiste un fascicolo sanitario collegato alla nostra tessera sanitaria, lì noi dovremmo poter vedere anche le informazioni relative alla disabilità. Perché effettivamente quello che dici, Mirella, è corretto, nel senso che la persona disabile ha già una marea di difficoltà e incontra anche ostacoli burocratici di ogni forma. Anche per quanto riguarda per esempio i permessi, i parcheggi, ecco, queste sono le tematiche che magari arrivano direttamente al comune, no? Le barriere architettoniche, oppure la necessità di avere i posti per i disabili ben evidenziati, eccetera. Anche qui c'è una cultura della formazione che va fatta verso tutti i cittadini e non soltanto verso chi ha a che fare con i servizi alle persone disabili. Però dico, riduciamo tutta la burocrazia, anche quella digitale, inseriamo tutte le informazioni nella tessera sanitaria. Si usa un solo dispositivo per tante funzioni. Sì, però vede, sindaca, è vero quello che lei dice, ma sono anni che ne parliamo, che nella tessera del sanitario, nella carta d'identità, dovrebbe essere tutto, ma non si fa. Cosa si fa? Si aumenta la burocrazia.
Pochi soldi nei portafogli, ma tante tessere, quelle sì. Ma se io non so anche di questa tessera che mi dà la possibilità, al momento non c'è niente altro da fare, perché la mia carta d'identità non dice questo, la mia tessera sanitaria non dice questo, io devo avere questa card. Ma è sempre possibile che l'INPS non debba scrivere, visto che è gratuita, ecco, e far arrivare a casa questa tessera, e che io, anche lei, io non so se sia così, penso di sì, se lei ha detto che il suo assessorato è sicura che sappiano di questo, io ripeto, 3 sindaci ieri, 3 sindaci che non sapevano, ma siccome è una cosa così importante, io penso che quando un assessore viene a sapere lo devo portare in giunta, perché il mio sindaco deve essere informato, perché lui è responsabile della salute dei cittadini, e queste persone diversamente agili stanno veramente andando fuori di testa, perché non ce la fanno di più, perché hanno dei permessi che possono girare nei centri storici senza nessun problema, però se il servizio sociale o i vigili di il comando di vigili di quel comune non ha digitalizzato questa informazione, lui prende la multa. Allora Bigliato si deve prendere 4 giorni di ferie per andare su questo comune al sud, perché giustamente gli è arrivata a casa la sanzione e io dice io non la devo pagare, Mirella, perché mi spetta di diritto questo, ma se il comune non lo sa e la polizia municipale non lo sa, cominciamo a vedere proprio il pero che cade dall'albero e cade in continuazione. Ma direttore, ecco, lei è giovane, vedo anche che è molto preparato, ma è inutile che noi ci prepariamo tanto se poi abbiamo le leggi e non le applichiamo, se poi non informiamo nella maniera giusta qual è il limite che anche gli amministratori non devono superare, perché c'è un limite che è l'ascolto, fin là mi devi ascoltare, no, non mi devi ascoltare, e poi ci arrangiamo. Ecco, secondo lei quanto importante è, ecco, come lei oggi che è qua a parlare, dare numeri, dati, parlare di prevenzione su enti che fino adesso, devo dirglielo, direttore, non è che sia facile invitarli e si confrontano con i cittadini, perché alla fine sono i cittadini che pagano, sono loro che sono i primi esposti e devono capire e soprattutto anche aumentare quella che è la conoscenza dell'informazione che devono avere e che sanno. Prego. Ma l'informazione è fondamentale e quindi rinnovo di nuovo il ringraziamento per averci invitati e saremo certamente disponibili anche in altre occasioni se lo riterrete. Anzi, approfitto di questo tema per fare un inciso sulla questione della disabilità in relazione a quella che è la mission dell'istituto. Noi ci occupiamo di disabilità da lavoro e lo facciamo con un servizio sociale che forse è poco conosciuto, quindi approfitto adesso anche per dirglielo, lo facciamo con un servizio sociale all'interno dell'istituto, abbiamo degli assistenti e dei professionisti che si occupano di questo, che possono essere contattati in qualsiasi momento da parte degli infortunati sul lavoro per avere dei percorsi strutturati, tanto di reinserimento nel mondo del lavoro, laddove l'infortunio in qualche misura glielo abbia pregiudicato, quanto anche questo è poco conosciuto, di reinserimento nella società, perché l'infortunato può scontrarsi anche con delle problematiche legate al reinserimento nella società, tanto reinserimento dal punto di vista psicologico, e offriamo degli supporti per questo, quanto più banalmente, se vogliamo, ma non molto banalmente in realtà, di interfacciarsi con la società. Lei pensi che ad esempio è possibile anche ottenere dei mezzi informatici da parte dell'infortunato per potersi relazionare più agevolmente con il contesto dell'informazione, oppure l'abbattimento delle barriere architettoniche in casa o la domotica nell'ambito della propria abitazione. Quindi l'informazione è importante, la pubblica amministrazione, l'istituto ma anche i comuni erogano tanti servizi con difficoltà perché le risorse sono sempre limitate, me lo insegnate, ed è utile situazioni come queste affinché l'utenza, che non è solo quella che paga ma è anche quella che deve fruire dei servizi che vengono erogati con ciò che paga, possa conoscere ciò di cui ha diritto. Sindaca, come commenta le parole del dottor Ghezzo? Prego. Allora, è vero che i comuni hanno difficoltà a fornire informazioni su tematiche sempre più specifiche, però io qui posso dire che abbiamo un territorio molto attento alla disabilità. Abbiamo la fortuna di avere un'associazione sportiva invalidi, l'Assi Onlus, che lavora su tutta la provincia di Belluno e raggiunge tutti i comuni,
che collabora con le amministrazioni e ci aiuta proprio in questo servizio di informazione e di anche inclusione delle persone con disabilità. Nel nostro territorio abbiamo oltre 10 percorsi, escursioni dove i disabili possono, che i disabili possono fare in sicurezza, e negli ultimi anni è stato fatto anche un progetto europeo sulla sensibilità. C'è un sentiero, si chiama il Sentiero della Sensibilità, e è attrezzato proprio per persone con diversi tipi di disabilità, da quella motoria, quella visiva, uditiva, eccetera. Quindi diciamo che anche un territorio come il nostro, periferico, piccolo, di montagna, però ha un occhio di riguardo e di attenzione verso il mondo della disabilità, soprattutto per far sì che queste persone possano godere del nostro meraviglioso territorio in tutte le forme in cui lo possono fare, insomma, nonostante le difficoltà di cui la loro vita è costellata. Secondo me questa è una cosa molto importante, non sempre si trova, ma noi abbiamo fortunatamente queste opportunità anche per le persone disabili. È vero, Sindaco, e la ringrazio perché io so quanto lei ci tiene a questo territorio, però è un territorio che ha fatto un po' confusione, a mio avviso, su quello che è un territorio per i ricchi e un territorio per le persone con forte disabilità o con disabilità, che io odio questa parola, proprio faccio fatica a pronunciarla, perché noi parliamo di Olimpiadi ma non abbiamo gli alberghi che sono strutturati per accogliere questi meravigliosi sportivi che abbiamo, che sono quelli che fanno le Paralimpiadi, che hanno portato a casa 19 medaglie. Noi non abbiamo gli alberghi a sufficienza, molto pochi. Ma si doveva scoprire nel 2022 che non siamo attrezzati per accogliere queste persone, che poi, come diceva ieri il nostro Bigliato, non è che arriviamo da soli, perché quando ci spostiamo sempre con più persone, perché da soli non ce la facciamo a fare quello che vogliamo fare, e spendiamo il doppio di una persona normodotata, perché funziona così. Però ci troviamo delle situazioni a volte che sono incredibili. Nella carta e per telefono ci dicono che è tutto a norma, poi entriamo e la carrozzina non passa. Non le sembra che ci siamo un po' troppo dimenticati di queste figure meravigliose? Ma come parliamo di piste da bob, di tutto e di più, e non siamo attrezzati per accogliere questi sportivi? Non le sembra che sia un po' squalificante per tutti noi, e dico tutti quanti noi? Prima di sentire la sindaca sentiamo Federica da Mestre. Ciao Federica. Ciao Mirella, io ti avevo chiamato ieri e ti stavo ascoltando adesso. Hai detto parole sante, meglio non potevi dire, del fatto che siamo persone dimenticate. Ed è vero, organizzare, tu parli degli sportivi, tanto di cappello, però organizzare semplicemente una giornata fuori o un weekend in montagna, in spiaggia o in una città d'arte diventa farraginoso per noi che abbiamo una disabilità. Ed aveva giusto Ennio, ha detto viaggiamo sempre accompagnati, per cui dovrebbero vederci come risorse. Invece siamo una popolazione dimenticata, e a volte sai cosa ti dico, Mirella? Dopo tanto che lotti e che ricevi i no, e che ricevi porte chiuse in faccia, e che ricevi che la tua carrozzina non può accedere, alla fine arriva la delusione e arriva il fatto di chiudersi in casa e chiudersi in se stessi, perché sai, lottare tutti i giorni non è facile. Tutti i giorni rivendicare il proprio diritto di vivere e di esistere, nonostante tutto, nonostante la carrozzina, non è facile. A volte ti viene lo sconforto. Con la disability card che ieri avete parlato, se mi posso permettere di dare un suggerimento a tutti, io sono d'accordo con te, Mirella, troppe associazioni, nel senso troppe associazioni che guardano il proprio territorio ma che non comunicano. Io sono una persona con disabilità e della disability card l'ho saputo ieri attraverso la tua trasmissione. Né assistente sociale, né associazioni, né lettura sui giornali, nessuno ne ha parlato.
Allora, finché non vengono dette le cose, nessuno le può utilizzare, sembrano cose fatte per pochi. Federica, fermati un secondo, Federica, scusa un attimo. Sì, scusa. Tu hai lavorato, lavori, Federica? Io ho lavorato 21 anni. Come ti sei trovata nell'ambito del lavoro con la tua disabilità? Allora, io mi sono trovata benissimo e per me è stato un ritrovare. Io, guarda, ho lavorato e ho praticato sport anche a livello agonistico e sono state le due cose che mi sono riuscite a ridarmi un ruolo sociale dopo il mio incidente stradale. Perché devi ritornare a riconoscerti, a viverti, a capire chi sei, a ritrovare il tuo posto nella società. Io il lavoro e lo sport mi hanno aiutato a sopravvivere e a rivivere. Ti ringrazio Federica per questa importante testimonianza che farà piacere. No, grazie a te. Grazie a te Mirella, perché sei un servizio pubblico necessario, perché finalmente parli di noi popolo dimenticato da tutti. Noi serviamo solo, credimi Mirella, serviamo solo come cartina a tornasole per prendere dei voti. Ogni tanto ci menzionano, poi ritorniamo nel dimenticatoio. Per cui grazie per mantenere il faro su queste cose. Lo sai quanto ci tengo a voi, lo importanti. sai, io penso che siano anni so. che faccio questa trasmissione per aiutare queste persone ad essere visibili ed avere la quotidianità che meritano. Però dottor Genso, fa piacere sentire Federica che dice lo sport, lavoro e lo sport mi hanno salvato la vita, ecco, mi hanno fatto ritrovare quei valori che pensavo aver perduto. Quanto è importante essere accolti anche nel lavoro nella maniera giusta, capire che questa persona ha bisogno di supporto e non farla sentire discriminata. Prego dottore, anche questo è un ruolo fondamentale. Lavoro e sport sono centrali nel reinserimento sociale e nella come dire, soddisfazione sociale del soggetto. Io non avrei saputo sintetizzare meglio questo tema rispetto a quanto ha fatto la nostra ascoltatrice Federica. Lavoro e sport sono, ripeto ancora, centrali ed è per questo che noi ci concentriamo, si deve sapere, ci concentriamo sul reinserimento lavorativo, accompagnando l'infortunato nel contesto lavorativo affinché possa trovare la sua dimensione per lavorare, sia dal punto di vista oggettivo, quindi semplicemente l'adattamento della postazione di lavoro che magari può avere necessità di alcuni accorgimenti, ma anche attraverso percorsi formativi che consentano al lavoratore di trovare la sua dimensione professionale. E poi l'altro tema fondamentale, lo sport. Lo sport è uno snodo fondamentale, uno snodo irrinunciabile per potersi sentire realizzati, per potersi sentire parte attiva della nostra società. Ed è per questo che l'Istituto collabora con il Comitato Paralimpico, con il CIP, proprio per fare dei percorsi che avvicinino magari anche chi è più restio, perché non è facile poi accettare la situazione in cui ci si trova e accettare di essere aiutati o di essere condotti dentro un certo percorso. Quindi l'istituto insieme al CIP cerca di aiutare queste persone a capire quanto importante può essere per loro lo sport. Sentiamo allora il commento di Sara Bona, sindaca di Tambre. Prego sindaca. Allora, giustamente la riflessione sulle strutture ricettive la condivido. La nostra situazione per esempio è questa: noi abbiamo strutture ricettive nate negli anni 50-60 dove la cultura dell'inclusione ovviamente non era sviluppata come oggi. Mi sento di dire però che c'è qualche segnale positivo, nel senso che oggi quando si pensa ad una nuova opera, un nuovo edificio, un nuovo contenitore, la domanda è caduta la come abbiamo impostato l'accessibilità di questa cosa, quindi secondo me si sta un po' evolvendo la cultura dell'inclusione anche da parte dei giovani progettisti, dei giovani architetti, dei giovani ingegneri che sono cresciuti con una mentalità diversa. Questo secondo me è un fattore positivo che dobbiamo sottolineare. È vero sindaca, però dobbiamo iniziare a parlarne perché capisce che a me fa molto male sentire che Federica non sapeva
della disability card. Noi paghiamo questi, lei ha degli assessori come lei, tutti i sindaci, con i servizi sociali che dovrebbero essere aggiornati su questo, perché non è la prima volta, vede sindaca, che mi capita che le persone fragili si rivolgano agli uffici e c'è una legge che prevede che se anche hanno un ISEE superiore ai 9.000 euro possono venire a prendere la borsa della spesa da Mirella al banco solidale e tornare indietro perché l'ufficio risponde non so, noi non sappiamo di questa cosa. Allora finché ho chiamato i sindaci ho detto guarda che è penale, vi denuncio, perché sono 3 volte che vengono dai servizi sociali e che vengono respinti. Tutti sono caduti dalle nuvole, non è possibile, non è possibile, non è che lo dico a lei sa sindaca, però bisogna anche capire diritti e doveri e me ci mancherebbe, ci sono degli impiegati che dovrebbero anche aggiornarsi su quello che sono le realtà del territorio, quello che è dovuto, anche le nuove normative, ho capito e lei ha ragione, ma quante tessere, sì ma se al momento devo farmi quella prendo quella, non è che posso rimanere senza, capisce che no? E io continuerò a chiedere ai sindaci questo e spero anche che gli INPS, anzi se lei ha anche qualche contatto dottor Ghezzo, ecco, per far capire l'importanza di far conoscere questa cosa che per Bigliato, avete sentito anche Federica, è importantissima per loro, perché vuol dire non uscire con una borsa piena di carte, non sono mai a sufficienza perché ne manca sempre qualcuna quando ti presenti. Senta dottor Ghezzo, l'ultima domanda che le faccio, cosa ha provato quando ha sentito di quell'indiano che ha perso il braccio e che questo titolare ha caricato lui il braccio su un cassetto, l'ha portato davanti casa nel silenzio totale di tutti quelli che dovevano vedere, ma succede anche qua. Possibile che nessuno si accorga degli enti, delle istituzioni che abbiamo, che c'è qualcosa che non torna con questi lavoratori? Perché io passo, li vedo, quanti di noi passiamo. Possibile che ci voglia il morto per capire che forse bisogna rivedere un po' tutto quello che è il controllo? Prego, dottor Ghezzo. Beh, ho provato sgomento, cos'altro si può provare di fronte ad un fatto criminale? Ecco, che sul fatto criminale è già stato detto da molti questo, ma anch'io mi unisco, dobbiamo concentrarci, cioè qui non stiamo parlando di un infortunio sul lavoro, stiamo parlando di un delitto, cioè stiamo parlando di un criminale e di una situazione criminale come potrebbero essere degli omicidi in un contesto diverso da quello lavorativo. Questo lo dobbiamo dire perché non è che fortunatamente ci si confronta quotidianamente con un fenomeno di questo tipo. Dall'altro lato, certo, bisogna che aumentare la sensibilità delle istituzioni rispetto a questo problema, ma credo che stia avvenendo. Sono in cantiere dei percorsi per incrementare il numero di ispettori nei diversi enti che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono in cantiere dei percorsi per fare sinergie tra questi enti in modo tale da ottenere risultati migliori. C'è ancora molta strada da fare, però le istituzioni, le assicuro, sono sensibili a questo fenomeno. Insomma, si parte un po' meglio, diciamo, ecco, sentendo il dottor Ghezzo che dice soprattutto una cosa che interessa a noi, che arriveranno più persone per controllare. Questa è la verità, dottore, perché se non ci sono queste figure è inutile che parliamo di prevenzione. Sì, anche se però me lo deve consentire, non potremo mai avere un ispettore accanto ad ogni datore di lavoro. Sono d'accordo. Quindi dobbiamo sì controllare, ma dobbiamo soprattutto diffondere la cultura della sicurezza, la cultura del rispetto delle regole. Su questo dovremmo lavorare tanto e lo so che è difficile perché non è un'operazione che dà dei risultati immediati, è un'operazione di cui godiamo dei risultati nel tempo, però dobbiamo investire tantissimo nella fase della cultura della sicurezza. Allora sentiamo anche come commenta e come ci saluta Sara Bona, sindaca di Tambre. Prego, sindaca. Sì, condivido quello che dice il direttore, la formazione e la cultura in tema di sicurezza e di diritti sul lavoro va fatta già a livello delle scuole e salendo, quindi in alcune scuole ho visto iniziative di questo tipo, le facciamo anche noi sul territorio, bisogna assolutamente far crescere la cultura della sicurezza e dei diritti sul lavoro già nei ragazzi, addirittura dalle scuole elementari, perché soltanto cambiando un approccio culturale si possono avere dei risultati. Il sistema, diciamo, sanzionatorio in Italia purtroppo è l'unico che funziona. In realtà dobbiamo
investire molte più risorse non sulle sanzioni ma sul cambiamento culturale, e non è facile ovviamente. Allora io ringrazio Sara Bona, sindaca di Tambre, primo mandato civica, di essere stata con noi. È una sindaca che sta anche lei cercando di aiutare questo territorio a crescere, perché questo dobbiamo fare tutti assieme, crescere nella maniera giusta, anche con un'educazione civica diversa, perché forse l'abbiamo un po' persa tutti quanti noi. E prima Sara Simeonato ce l'ha ben ricordato, che era referente di Plastic Free, cosa riusciamo a fare ognuno di noi ogni giorno che esce di casa se non si comporta bene. Ecco, come ci saluta, dottor Ghezzo, quale messaggio vuole dare come ultimo saluto? Di ricordarsi che la nostra Costituzione pone il lavoro al centro e che tutela questo lavoro grazie agli istituti come l'INAIL anche nel momento del bisogno. Ecco, io vi saluto con questo, ricordando a tutti i lavoratori che laddove vi fossero delle situazioni di bisogno l'INAIL è presente. Grazie Donatello Ghezzo, direttore territoriale INAIL Treviso, di essere stati con noi. Grazie a Sara Bona, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arrosto annegato. Si chiama arrosto morto o annegato perché viene cucinato lentamente dopo averlo rosolato con l'aiuto di un liquido. Ingredienti per 4 persone: 4 nodini di vitello, 50 grammi di burro, 40 grammi di pancetta tesa, 2 bicchieri di vino bianco secco, un bicchiere di brodo di dado di carne, un ciuffo di salvia, sale, pepe. Tagliate la pancetta a tocchetti. In una padella cuocete da entrambi i lati i nodini di vitello con 40 grammi di burro e la salvia per circa 5 minuti. Poi aggiungete la pancetta tagliata a tocchetti, salate e pepate a piacere e cuocete per altri 2 minuti. Togliete la carne e la pancetta dalla padella e conservatele al caldo. Rimettete la padella sul fuoco. Sciogliete con il vino le parti rimaste sul fondo. Fate ridurre quasi completamente e bagnate con il brodo. Dopo che il brodo si sarà ridotto della metà, filtrate la salsa ottenuta. Incorporatevi il rimanente burro a fiocchetti e amalgamate usando una frusta. Rimettete i nodini e la pancetta in padella. Lasciate insaporire nella salsa per 1 minuto.
Servite e buon appetito!